vi saluto intanto e vi ringrazio anche per esservi iscritti a questo evento, che è un evento abbastanza impegnativo sotto il profilo del tempo, però spero che contribuisca a darvi una infarinatura generale, ecco, dei concetti principali che stanno alla base del diritto alla protezione dei dati personali. Ho preparato anche qualche slide per rendere la presentazione e la giornata un po' più dinamica, in modo che ti aiuti anche a fissare qualche concetto. Questa volta faccio partire la condivisione dello schermo e poi possiamo partire. Ecco qua. Si vede tutto? Okay. Ditemi se avete problemi di visualizzazione. Sì, si vede benissimo, grazie. Perfetto, grazie. Allora, intanto vi saluto e faccio anche una mia piccola presentazione giusto per un po' per rompere il ghiaccio. Sono Francesco Foltran, sono un avvocato, lavoro presso lo studio legale BMA Treviso. Nell'ambito dello studio lavoro nel team che si occupa di temi legati all'economia digitale, alla protezione dei dati personali e assistiamo imprese ed enti pubblici anche nell'applicazione del regolamento sulla protezione dei dati personali della normativa di contorno. Io faccio Data Protection Officer, il responsabile di protezione dei dati in alcuni enti e collaboro anche con un magazine di cui parlo sempre perché al di là di quello che dirò oggi durante la presentazione, se c'è interesse per la materia, se volete avere qualche altra informazione sulle questioni connesse alla protezione personali, in questo magazine online Smartius pubblico qualche testo. Abbiamo pubblicato diversi articoli in tema di applicazione del regolamento, sia in ambito aziendale che in ambito di organizzazioni complesse. E ci sono questioni, vedo che effettivamente sono letti gli articoli, ogni tanto qualcuno mi scrive, mi pone delle questioni, poi di qualcuno magari parlerò nel corso della giornata perché si collega molto con i temi che tratteremo. I temi che tratteremo sono questi, vorrei partire da una prima generale discussione sulla nozione di privacy, cosa intendiamo quando parliamo di privacy e protezione dei dati personali, perché chiaramente è un fenomeno che ha avuto una sua evoluzione nel corso degli anni e credo che sia importante capire un po' l'origine delle esigenze, quali sono le esigenze che sono alla base della normativa, per capire anche come poi è stata articolata la normativa europea e nazionale. Parleremo quindi dei principi giuridici generali che stanno alla base dei trattamenti dei dati personali, quindi quali sono le regole generalissime che vanno applicate ai trattamenti dei dati personali. Vorrei soffermarmi sulla suddivisione per così dire, dei ruoli nell'ambito dei trattamenti dei dati personali, quindi chi sono i soggetti del trattamento, perché a seconda delle attività svolte, a seconda della posizione, ci sono regole differenti e quindi passerei a una parte di analisi dei diritti degli interessati, cioè i diritti delle persone riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e poi vorrei valutare con voi alcuni aspetti particolari, quindi oltre alle regole generali per l'avvio di un trattamento, anche gli obblighi in materia di gestione del consenso, che è un tema che è sempre molto importante e che poi porta anche a questioni applicative rilevanti in ambito operativo, in ambito lavorativo. E poi, da ultimo, brevemente parleremo dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, perché ci sono state delle recenti modifiche normative che incidono insomma nella vita di tutti i giorni di chi usa certi servizi, soprattutto servizi digitali. E da ultimo vedremo il tema delle violazioni di dati personali e delle responsabilità connesse alla violazione delle norme sulla protezione dei dati personali. È un tema di cui abbiamo anche già
discusso in un precedente webinar, per cui chiaramente sarà esaminato magari con un minor livello di approfondimento, ma sarà pubblicata la registrazione, quindi potrete approfondire anche poi vedendo la registrazione per chi non ha seguito il webinar che c'è stato la settimana scorsa. Ecco, quindi prima di tutto cos'è il diritto alla privacy? Da dove nasce questa chimera, no? Devo dire, questo diritto di cui poi si parla molto anche ai nostri giorni. In realtà ha radici profonde. Deriva l'espressione diritto alla privacy da un articolo che è stato scritto ormai più di un secolo fa da due avvocati americani, Warren e Brandeis. E questo articolo aveva avuto un'origine abbastanza particolare, nel senso che aveva, come dire, origine da una vicenda che aveva interessato personalmente uno degli autori. Si discuteva infatti molto della moglie di uno degli autori, che era particolarmente attiva nella società del luogo dove vivevano, e era molto chiacchierata come persona e compariva sulla stampa scandalistica dell'epoca più di una volta, insomma, con una certa frequenza. E ci si chiedeva, no? Warren e Van Dyke si chiedevano, ma questo trattare pubblicamente di vicende private, no? Di vicende connesse alla vita essenzialmente privata, che non hanno nessuna rilevanza generale, che non hanno nessuna importanza, diciamo, per la società o per specifiche questioni, diciamo, di interesse generale. È legittima? Esiste un diritto generalizzato di discutere anche di questioni eminentemente personali nel dibattito pubblico? Insomma, i pettegolezzi sono legittimi? La stampa se ne può legittimamente occupare, o c'è un diritto alla riservatezza? C'è un diritto dell'individuo a vedersi protetto dalla pubblicazione di notizie che riguardano evidentemente i suoi interessi privati, no? La sua vita privata. Ecco, questo è stato un po' il primo momento in cui si è parlato di diritto alla privacy, la prima accezione di privacy, no? Quella che ancora oggi un po' si tende a identificare la prima approssimazione con la parola privacy, no? Diritto quindi al rispetto della vita privata. Questa è stata la prima volta che si è parlato di diritto alla privacy, ma successivamente la storia ha portato a fenomeni più invasivi, cioè più connessi all'invasione della sfera dei soggetti, sfera privata dei soggetti da parte di istituzioni pubbliche, da parte di organismi pubblici. L'articolo del 1890, qualche anno dopo, cominciano le esperienze totalitarie. Scusate, il microfono. Cominciano le esperienze totalitarie e i dati delle persone, le persone cominciano a essere schedate, cominciano a essere quindi guardate da vicino dai governi, e i dati delle persone, dati sensibili, vengono utilizzati anche con il fine di privarle di diritti e libertà fondamentali. Pensate alle leggi razziali, pensate alla sorveglianza di massa e alla schedatura di massa delle persone sulla base delle convinzioni politiche, quindi con gli archivi dei dissidenti o con l'archivio appunto di persone appartenenti a minoranze etniche o religiose ritenute pericolose per l'ordine sociale, che dovevano essere messe da parte. Ecco, questo uso dei dati personali, questo uso dell'invasione delle autorità pubbliche nella sfera privata e individuale delle persone fisiche ha portato poi, subito dopo la guerra, a chiedersi se non ci fosse un diritto fondamentale delle persone al rispetto della loro vita privata e familiare. Ed ecco che
con la Carta Europea dei diritti dell'uomo, per esempio, che è la carta che regola i diritti fondamentali della persona, è quel documento internazionale che è applicato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, quindi magari avete sentito più volte parlare di questo organismo internazionale che a volte condanna gli stati per violazione dei diritti fondamentali delle persone. Ecco, in questo documento, all'articolo 8, è contenuta una norma che enuncia questo diritto fondamentale, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dicendo appunto che un'autorità pubblica non può ingerire nella vita privata dell'individuo, non può violare il suo domicilio, non può violare la sua corrispondenza. Sono tutte emanazione di un diritto generale, no, al rispetto della sfera privata dell'individuo da parte dello Stato, che non può essere quindi violata se non per motivi, diciamo, di interesse pubblico fondamentale, dice la norma. Questa ingerenza può essere prevista solo dalla legge, quindi da un atto di natura generale che viene normalmente approvato dal Parlamento, quindi espressione della volontà generale, e appunto deve essere una misura che sia necessaria in una società democratica, quindi una società che rispetta comunque i diritti di tutte le persone, i diritti delle minoranze, deve essere necessaria per la sicurezza nazionale, per esempio il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, la salute, la morale o la protezione dei diritti e libertà altrui. Cioè comincia a affermarsi a livello generale questo diritto fondamentale per cui la sfera privata non può essere indebitamente violata da parte delle autorità pubbliche. E questa è un'altra accezione del concetto di privacy, no? E nella nostra Costituzione non esiste un articolo così specifico e puntuale, ma esiste comunque, per esempio, l'articolo 2 della Costituzione che enuncia il diritto di tutte le persone al rispetto dei loro diritti fondamentali, i diritti umani fondamentali che si desumono anche dalle convenzioni internazionali. Poi esistono degli articoli che tutelano specificamente, ad esempio, la segretezza della corrispondenza, l'inviolabilità del domicilio, quindi applicazioni concrete, casi concreti di applicazione di questo principio generale. Ma ancora questa nozione di confidenzialità, di rispetto alla sfera privata, ha trovato poi successivamente un ulteriore sviluppo. Come? Con l'affermazione della cosiddetta economia della conoscenza, cioè un'economia che è sempre più basata sull'uso di dati, sull'uso di strumenti che sono in grado di elaborare grandissime mole di dati e che vengono utilizzati non soltanto da autorità pubbliche, ma anche da soggetti privati per svolgere più ampia varietà di trattamenti, no? E di raggiungere più ampie finalità. Quindi si parla di utilizzo dei dati, per esempio, per finalità di gestione dei rapporti contrattuali, per finalità di profilazione, per capire se una persona ha o meno un'affidabilità creditizia, per capire se può essere o meno una persona a cui vale la pena fare un'assicurazione sulla vita. Ecco. Tutte queste valutazioni sono sempre più fatte attraverso strumenti informatizzati, attraverso quindi l'elaborazione di grandi masse di dati raccolte un po' da diverse sorgenti. Ma questo porta quindi a capire, a chiederci se c'è la necessità di tutelare le persone da un uso non corretto di questi dati. Se il modo in cui questi dati sono trattati debba avvenire con certe garanzie per evitare che i trattamenti non siano imposti correttamente, magari abbiano degli sbilanciamenti, dei pregiudizi, si fondino su dei pregiudizi che magari portino a discriminare certe persone rispetto alle altre. No, se io, come è successo, no? Immagino un sistema di selezione delle persone alle quali io vorrei fare del credito, no? Quindi un servizio di credito al consumo, e per mia convinzione personale discrimino le persone che sono domiciliate in una determinata parte del paese perché la considero come dire, una parte dove di norma le persone non sono affidabili. Ecco,
sto portando un mio pregiudizio personale, lo sto automatizzando e quindi, a prescindere dalla posizione della singola persona, discriminerò ovviamente tutti quelli che hanno una certa provenienza. Quindi, in questo senso, l'uso dei dati, l'uso di questi strumenti deve essere adeguato e deve essere conforme a certi principi fondamentali di rispetto dell'individuo e rispetto dei diritti fondamentali di queste persone. E quindi su questo c'è stato un ulteriore sviluppo del diritto. Per esempio, nei primi anni 2000 è stata approvata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la cosiddetta Carta di Nizza, che a livello europeo, quindi a livello di diritto dell'Unione Europea, stabilisce i principi fondamentali, i diritti fondamentali delle persone. E in questo documento è stato introdotto un articolo che enuncia il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Dicendo, e questo articolo appunto dice che c'è un diritto generale degli individui alla protezione dei loro dati personali e questi dati personali devono essere trattati secondo il principio di lealtà, quindi lealtà, correttezza, per finalità specifiche, e appunto ci deve essere il controllo da parte di un'autorità indipendente su come i dati delle persone sono trattati. E questo principio fondamentale è stato poi attuato a livello normativo con con una direttiva e con un regolamento, quindi con alcuni atti legislativi fondamentali. Abbiamo avuto nel 1995 la direttiva 46 del 95 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, quindi una prospettiva di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano, e che ha previsto anche norme sulla libera circolazione dei dati. Che si è detto la libera circolazione dei dati, cioè la possibilità di utilizzare i dati per finalità le più diverse, la possibilità di far circolare i dati all'interno dell'Unione Europea, richiede che ci sia un quadro normativo omogeneo che protegga adeguatamente le persone da un uso errato, da un uso pericoloso per loro dei dati che li riguardano. La direttiva è stata attuata in Italia, dapprima con una legge, la legge 675 del 1996, che ha introdotto il primo, tra virgolette, codice della privacy, e poi con un successivo decreto legislativo, il decreto legislativo 196 del 2003, che è l'attuale codice della privacy, come viene comunemente chiamato, che è tuttora in vigore, è stato modificato un paio di anni fa per tenere conto che a livello europeo si è passati da una direttiva, cioè da un atto che richiede il recepimento da parte degli Stati membri, quindi un atto che fissa dei principi generali, principi fondamentali che devono essere poi attuati dai singoli Stati membri, ad un regolamento, cioè ad un atto legislativo, un atto normativo che pone regole uniformi applicabili direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. È il regolamento 2016-679, quello che viene comunemente chiamato, con una sigla che penso sia ormai entrata nel linguaggio comune, il GDPR. È l'acronimo del nome General Data Protection Regulation, o regolamento generale per la protezione dei dati personali, in italiano. Ecco, anche in questo caso abbiamo quindi un regolamento rubricato appunto regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Cioè, ancora una volta, la prospettiva è proteggiamo i diritti delle persone fisiche attraverso regole uniformi, principi fondamentali che proteggano, quindi che danno delle garanzie alle persone su come i loro dati sono trattati, in modo da consentire poi una libera circolazione all'interno dello spazio economico europeo di questi dati, che l'economia dei dati, il trattamento dei dati diventa sempre più fondamentale per lo sviluppo economico dell'intero continente. E appunto, se andiamo a leggere il regolamento, vediamo all'articolo 1 che enuncia le finalità del regolamento, e al primo paragrafo dice effettivamente questo regolamento detta norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Ma detta anche un altro principio fondamentale, cioè al paragrafo 3 dice che la libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata
per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Cioè dice, questo regolamento detta un quadro omogeneo di regole e di principi e è vietato per qualunque Stato porre ulteriori limiti alla circolazione dei dati personali. Quindi il regolamento realizza il quadro normativo per la protezione delle persone fisiche, non è possibile per nessun'altra autorità pubblica nazionale stabilire regole più restrittive, essenzialmente. E quindi è importante conoscere quali sono i principi del regolamento, perché sono quelli che si applicano poi alla circolazione dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali all'interno dell'Unione Europea. Questo è come dire, lo stato attuale, quindi il regolamento 2016-679 è attualmente il quadro normativo che disciplina il trattamento dei dati personali. C'è da dire che questo regolamento è un regolamento che è del 2016, che naturalmente non è nato, diciamo, all'improvviso, ma è frutto comunque di un lavoro di revisione della precedente direttiva e che affonda appunto le sue radici in anni antecedenti al 2016. Si dice, i critici del suo regolamento dicono che questo regolamento non è del tutto in grado di disciplinare, di dare un'adeguata protezione alle persone fisiche con riferimento alle nuove tecnologie che sempre più, con sempre maggiore estensione, sono implementate a livello europeo dalle imprese, dagli enti pubblici e che possono, come dire, avere delle ripercussioni sui diritti delle persone fisiche. Per esempio l'utilizzo di data, per esempio l'utilizzo di forme di sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado di elaborare grandissime mole di dati per giungere ad esempio ad assumere decisioni autonome. Quindi questo è un tema. E infatti ci sono delle proposte di regolamento che vogliono disciplinare questi strumenti di intelligenza artificiale, quindi accostare al regolamento generale sulla protezione dei personali un regolamento specifico sull'intelligenza artificiale, così come è sempre più diffuso l'uso dei dati biometrici, il riconoscimento facciale o l'utilizzo di dati relativi all'impronta digitale, alla lettura della struttura della retina, tutto questi sistemi sono utilizzati ad esempio per implementare sistemi di autenticazione sicura, quindi banalmente, no? Penso che gran parte di voi abbia sul proprio telefono il lettore di impronta digitale o il sistema che legge il volto e riconosce il proprietario. E questo è un sistema che fa uso di dati biometrici, vanno adeguatamente protetti, specialmente quando l'uso di questi dati non si limita, no, al riconoscimento dell'impronta per sbloccare il telefono, ma magari viene implementato in sistemi di videosorveglianza per riconoscere le persone o per tracciare le persone, magari per leggere il loro stato d'animo, magari ci sono degli studi, no, che sono poi in corso anche di implementazione in ambito poi commerciale, non so, leggere certi dati della persona per proporre, non so, messaggi pubblicitari connessi anche allo stato d'animo. A queste sfide, che sono già abbastanza del presente, si aggiungono poi sfide del futuro. Ad esempio, esiste il tema del cosiddetto metaverso, cioè l'uso di tecnologie che tendono sempre più a proiettare l'individuo in una dimensione virtuale, quindi prevedere una sorta di spazio virtuale nel quale si può interagire con strumenti di realtà aumentata, quindi entrando e interagendo in un modo immersivo, no? Con dei visori che quindi ci fanno vedere direttamente quello che succede in una dimensione virtuale. Insieme di aspetti della persona che vanno adeguatamente presidiati, così come un'altra prospettiva futura, un'altra tecnologia fantascientifica è quella delle cosiddette interfacce neurali, che sono in corso di sperimentazione
e che hanno già avuto qualche applicazione in campo medico, per esempio. Quindi la realizzazione di sistemi che colleghino direttamente il cervello a dei computer e quindi con la possibilità, come qualcuno vorrebbe, di interpretare i pensieri, leggere i pensieri degli stati d'animo, anche lì con evidenti esigenze di tutela degli individui, perché queste tecnologie sono magari molto buone, hanno potenziali applicazioni che potrebbero migliorare la vita delle persone, ma per contro avrebbero potenziali utilizzi oppressivi per l'individuo. Ecco, tutto questo c'entra molto con la protezione dei dati personali, con la protezione degli individui anche in relazione a queste particolari forme di trattamento. Quindi capite, quando si parla di diritto alla protezione dei dati personali si parla di qualcosa che è molto presente e molto trasversale. È molto trasversale praticamente in tutte le attività che si svolgono a un certo livello, no? Dall'attività amministrativa all'attività di alcune imprese che sempre più spesso implementano forme di informatizzazione, forme di trattamento dei dati personali su scala avanzata per realizzare prodotti e servizi. Sono tutti aspetti che vanno tenuti in adeguata considerazione. Per cui è importante conoscere quali sono i principi generali che regolano la materia, perché vanno tenuti a mente più o meno in tutte le attività a un certo livello che vengono svolte nella vita quotidiana, soprattutto in quella professionale. Concetto quindi che non è un concetto settoriale, appunto ci terrei a sottolineare questo aspetto. Non si può leggere, come viene spesso, la privacy come un qualcosa, no, che riguarda le carte che si preparano a un certo momento per essere in regola e se viene un controllo, ma che poi si mettono da parte e si continua a lavorare come se niente fosse. In realtà la protezione dei dati personali è qualcosa che è più simile forse a una filosofia, a un modo di implementare i processi all'interno di aziende ed organizzazioni. Cioè un qualcosa di cui si dovrebbe tenere sempre a mente, un po' come le norme sulla sicurezza sul posto di lavoro. Che le norme sulla sicurezza non si risolvono in qualche carta che si prepara e si mette da parte, dovrebbero essere norme di cui si tiene conto quando si lavora, di cui si tiene conto in tutte le attività aziendali. Quindi, appunto, sono regole generali, vedete, i principi che annunceremo sono principi molto molto generali, infatti. Perché? Perché appunto devono essere applicati poi in tutti gli ambiti dell'attività. Per capire meglio questi principi vorrei partire però da due definizioni fondamentali, perché abbiamo parlato di dati personali, abbiamo parlato di trattamenti, ma non li abbiamo ancora definiti in modo giuridico. Cioè, cosa intendiamo giuridicamente quando parliamo di dati personali? Cosa intendiamo giuridicamente quando parliamo di trattamenti? Vediamo, queste sono nozioni che si trovano espresse nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali. In particolare la definizione di dato personale è una definizione, vedete, molto molto ampia. Dato personale è qualunque informazione che riguarda una persona fisica identificata o identificata. Quindi ogni informazione, ogni cosa che possiamo sapere, ogni dato che possiamo sapere, che possiamo associare a una specifica persona, siamo in grado quindi di identificare, è di per sé un dato personale. Quindi il nome e il cognome sono dati personali che sono riferiti alla persona. L'automobile, il modello di automobile posseduto, se io so che Marco ha una Golf bianca, quel dato è un dato personale. Io esprimo un giudizio su una persona, ad esempio un compito, un concorso, in una valutazione di efficienza, che quell'informazione, quel dato, un giudizio ricavato appunto da una serie di metriche che io applico sulla base del rendimento della persona, quindi gli indici che ricavo dalla persona, sono gli stessi dati personali. Una nozione sostanzialmente che abbraccia ogni cosa che possiamo sapere sostanzialmente di una persona fisica. Sottolineo una persona fisica.
dato personale, quindi appunto considerata la finalità delle norme in materia di protezione dei dati personali, è una nozione che si accompagna alla riferibilità ad un soggetto persona fisica, quindi i dati relativi a persone giuridiche, i dati relativi a organizzazioni in quanto tali, quindi dati aziendali, il fatturato aziendale, i dati relativi, non so, all'esportazione di una determinata impresa e cose di questo genere, non sono dati personali, possono essere informazioni importanti, informazioni che magari hanno una protezione sulla base di altre norme specifiche, per esempio in materia di protezione del segreto industriale o protezione del diritto d'autore, ma non si tratta di proprietà intellettuale, ma non si tratta di dati personali. Cosa si intende per persona fisica identificata e identificabile? Persona fisica identificata è una persona fisica che possiamo immediatamente, la cui identità possiamo immediatamente conoscere, no? Quindi ho fatto il nome Marco, per esempio, quella persona, io la identifico direttamente, ma è identificabile anche la persona alla quale io posso risalire attraverso l'associazione di altre informazioni. Per esempio, se io ho una tabella nella quale riporto una serie di codici e associo certe informazioni personali, quindi, non so, la targa è il modello del veicolo, ecco che io attraverso la targa posso risalire al proprietario dell'auto e quindi posso identificare il soggetto, la persona fisica alla quale si riferisce una certa informazione. Se io so che la macchina che ha una certa targa è passata per un certo luogo, un certo giorno, una certa ora, io sono indirettamente in grado di identificare la persona alla guida, tendenzialmente, e sono in grado di ricostruire i luoghi dove si è trovata, no? I luoghi dove si è trovata la persona, i dati relativi alla sua ubicazione in un determinato momento, sono per esempio dati personali. L'identificativo online, cioè l'username che utilizziamo per siti, piattaforme online, sono dati personali, no? Perché soprattutto sono identificativi, quindi permettono di risalire alla persona, anche se non immediatamente. Oppure anche uno o più elementi, dice la norma, caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale, possono essere comunque dati in grado di identificare una certa persona. Io so che quella persona bionda che lavora presso il comune di Conegliano in tale ufficio, il giorno X è andata in un certo posto, ecco che io, avendo un certo insieme di dati, no, che mi permettono di creare un identikit della persona, posso poi a quei dati associo ulteriori informazioni, ecco che quelle ulteriori informazioni sono dati personali, perché io posso risalire effettivamente alla singola persona, all'individuo alla quale si riferiscono i dati. E questo naturalmente avviene poi molto spesso nel mondo, anche nel mondo online, no? Tante volte quando si fanno dei profili utenti, non sono profili utenti che hanno il nome e il cognome dell'interessato, ma io so che ho raccolto certe informazioni per cui so che quella persona di sesso maschile, di età compresa tra i 30 e i 39 anni, residente nel comune di Conegliano, che ha un certo modello di computer e che ha avuto un certo numero di indirizzi IP, è andata su quei siti e quindi su quei siti ha acquistato certi prodotti, quindi conosco le sue preferenze in tema di certi prodotti, ecco che io attraverso quei dati che mi permettono di identificare la persona sono in grado poi di risalire informazioni personali. Quindi i dati, per esempio, sulle preferenze d'acquisto, se associati a questi ulteriori elementi, mi permettono di creare una relazione diretta e quindi quelli sono dati personali. Quindi capite, è molto complicato anche immaginare tutte le possibili sfaccettature dei dati personali, tutte le informazioni che possono essere poi effettivamente dati personali, proprio perché c'è questa ampia nozione, che appunto si riferisce anche all'identificabilità e quindi alla possibilità di risalire all'identità della persona attraverso
una serie di associazioni, no? Un gioco un po' di deduzione alla Sherlock Holmes che permette però di risalire l'interessato associandolo identificando attraverso una serie di dati che sono a lui associati. Quando parliamo di dati personali, poi esistono delle ulteriori distinzioni e queste sono previste dalla norma. Per esempio, esistono dati che vengono definiti dati comuni, che sono la generalità dei dati diversi, diciamo, da quelli che appartengono appunto alle categorie particolari e ai dati giudiziari. Cioè tutto ciò che non è dato particolare o dato giudiziario può essere un dato comune. Quindi cos'è un dato particolare? Se avete mai sentito parlare di dati sensibili, sono quei dati che erano il modo in cui venivano chiamati dalla precedente normativa. Ecco, i dati particolari, i dati sensibili, sono tutti quei dati che sono riferiti alla sfera privatissima della persona, cioè alla sfera più intima, quindi quelli che riguardano ad esempio le sue convinzioni politiche, le sue convinzioni religiose, quelli che sono relativi al suo stato di salute, quelli che sono relativi, non so, alla sua vita sessuale o alla sua appartenenza etnica, razziale. Ecco, tutti questi dati sono dati particolari e hanno una particolare protezione in base alla normativa, proprio perché sono inerenti ad aspetti particolarmente intimi della persona e possono essere anche utilizzati, ad esempio, per discriminare le persone. No? Più è facile creare discriminazioni basate su questi elementi. Lo abbiamo visto nel passato, ma lo vediamo ancora oggi. Sia, diciamo, negli aspetti più evidenti, no? Discriminazione su base etnica, ma anche su basi meno evidenti. Se io tratto non correttamente i dati relativi alla salute, magari potrei essere portato, no? Se so che una certa persona soffre di una malattia, che magari è una malattia degenerativa, magari potrei essere meno propenso, non so, a offrire un lavoro, a fare un'assicurazione, quindi a riconoscere tutta una serie di diritti a questa persona, un lavoro comunque un diritto, no? Se sono discriminato sulla base solo del mio stato di salute, magari sulla base di un potenziale peggioramento del mio stato di salute futuro, ecco che sono ingiustamente discriminato. Ed ecco quindi perché questi dati hanno una particolare protezione. I dati giudiziari sono i dati relativi alle condanne penali, essenzialmente, anche quelli sono meritevoli di una particolare protezione, anche perché quelli possono essere utilizzati per fondare discriminazioni. I dati comuni invece sono appunto tutti gli altri, ma non significa che tutti i dati comuni siano uguali, chiaramente. Ci sono dati comuni più delicati, ci sono dati comuni meno delicati, diciamo, almeno per l'utilizzo potenziale che se ne può fare. Poi noi non sappiamo effettivamente perché, e non sappiamo poi, in base agli incroci che possono fare quei dati, quali sono i risultati che si può arrivare, ma tendenzialmente se mi rubano il dato relativo al mio colore preferito, magari sono più tranquillo rispetto al fatto che utilizzino i dati, non so, i miei dati anagrafici, i dati del mio conto in banca, il mio numero di carta di credito, no? Perché se quello mi viene rubato, per esempio, posso temere maggiormente delle ripercussioni negative nella mia sfera patrimoniale. Ecco che quindi dati, naturalmente si chiamano dati comuni, sono differenziati giuridicamente dai dati particolari dai dati giudiziari, ma non sono tutti uguali. E anche questo va capito, perché il regolamento e le norme sulla protezione dei dati personali impongono sempre delle valutazioni sulla sicurezza dei trattamenti e sulle possibili conseguenze. Queste possibili conseguenze devono essere valutate con riferimento agli specifici dati che vengono trattati e non alle categorie astratte, e quindi agli effettivi pregiudizi che possono derivare da un loro utilizzo inappropriato. Dettata la definizione di dato personale, diamo anche la definizione di trattamento. Trattamento, anche questa è un'espressione ampissima e praticamente onnicomprensiva, no? Ci dice il regolamento: trattamento di dati personali
è qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, quindi sia che io utilizzo un computer, sia che utilizzi sistemi avanzatissimi di gestione dei dati, sia che mi metta con un mio schedario o con carta e penna, no, a realizzare delle operazioni su dati personali. Ecco. Tutte queste operazioni, qualsiasi operazione che io svolgo utilizzando dati personali è essenzialmente un trattamento. E il regolamento ci dà una serie di esempi, che sono appunto esempi, non sono quindi a titolo tassativo, ma sono solo esemplificativi, che sono ad esempio la raccolta, quindi quando comincio a raccogliere dati, sia che mi metta con carta e penna a fare delle osservazioni, mi metta a controllare le macchine che passano su una certa strada per più giorni, magari dove evidenzio delle relazioni, delle persone che passano sempre sotto casa mia a un certo giorno, a una certa ora, la registrazione dei dati, l'organizzazione, quindi organizzare i dati che raccolgo, strutturarli, quindi sulla base di banche dati, magari traendo delle relazioni tra di loro, la semplice conservazione dei dati personali, la semplice consultazione dei dati personali, quindi quando ho una banca dati e la consulto, sto facendo un trattamento dei dati personali. Anche la comunicazione, quindi la comunicazione a un'altra persona, quindi l'invio dei dati ad un soggetto specifico, questa è la comunicazione, o la diffusione, quando io invece i dati li pubblico e li trasmetto quindi a una massa indistinta. Comunicazione quindi dall'idea di una relazione puntuale, quindi comunico a qualcuno, una persona determinata. Diffusione invece tende a essere una messa a disposizione a una platea meno differenziata, più generalizzata, più persone non necessariamente determinate. Anche la cancellazione o la distruzione dei dati personali sono essi stessi dei trattamenti e non sono neanche, come dire, trattamenti che sono anche questi indifferenti all'interessato, perché se io distruggo i suoi dati magari posso rendergli impossibile esercitare certi diritti. Io magari registro, se è presente, oppure il registro di certe attività che vengono fatte, se io poi devo provare, dove mi trovo a una certa ora, e non posso fare affidamento sui registri perché sono stati distrutti, per esempio, ecco che potrei subire un pregiudizio. L'ultima cosa che dico relativamente alla nozione di trattamento è che per trattamento, quindi per i trattamenti rilevanti ai sensi del regolamento, si intendono chiaramente i trattamenti non meramente personali, cioè il regolamento prevede un ambito di applicazione limitato, molto ampio, esclude essenzialmente i trattamenti fatti per motivi eminentemente personali. Quindi, se appunto il trattamento è un trattamento, ho detto, domestico, quindi un trattamento che rimane appunto limitato alla sfera esclusivamente personale o domestica, allora questo non è un trattamento al quale si applica il regolamento sulla protezione dei dati personali. Cosa significa che un trattamento è esclusivamente personale? Appunto adesso è un trattamento che non esce, diciamo così, dalle mura domestiche della persona. Per esempio, se io ho una videocamera, la punto sulla porta di casa mia, per vedere chi sta entrando, no? Il videocitofono, punto sulla porta di casa mia, ecco che quelle immagini, quel trattamento di dati, no? Che è una registrazione e una successiva visione, è effettuata per ragioni esclusivamente personali nell'ambito della mia sfera domestica e non sto trattando, appunto, facendo trattamenti rilevanti ai sensi del regolamento. Diverso, ad esempio, se io la telecamera la sposto e la punto sulla strada, perché anche lì invece sto evidentemente
facendo un trattamento che riguarda invece, esce da una rilevanza maggiore, perché gli interessati a quel punto non sono quelli che si avvicinano alla mia sfera domestica, no? Che entrano in casa mia, ma lì sono tutti quelli che passano per la strada, no? Prospettiva più generale. Così per esempio, non so, la mia rubrica del telefono, i contatti che ho sulla rubrica del telefono e che uso essenzialmente per motivi personali, i contatti dei miei amici sono quelli che conservo appunto nella rubrica, li conservo per finalità meramente personali, non devo prestare loro l'informativa quando raccolgo il numero di telefono, ma se quei dati io li utilizzo anche per finalità più ampie, per esempio, non so, faccio il PR, invito a una festa, ecco che sono dati che invece sono trattati per finalità non meramente personali. E si discute molto, ad esempio, anche sulla pubblicazione sui social. Io faccio una foto, la tengo sul mio smartphone e me la guardo io singolarmente, evidentemente quella foto la utilizzo, la foto di una persona, un dato personale, ed è utilizzata per motivi eminentemente personali. Ma se la pubblico sui social, ecco che quella immagine, quei dati personali non sono più trattati limitatamente nella mia sfera personale, ma vengono pubblicati e quindi sono accessibili a una moltitudine distinta, anche se lo faccio per motivi personali, no? Per far vedere quanto è bella la mia vita, quante belle feste partecipo. È controverso se, e anzi si tende a escludere, è che sia un trattamento meramente personale, perché appunto va oltre la sfera domestica. Quindi capite anche qui cosa si intende per trattamento rilevante ai fini del regolamento, una porzione molto molto ampia di operazioni che vengono fatte tutti i giorni, sui dati. Queste quindi operazioni devono seguire dei principi generali che sono enunciati dal regolamento all'articolo 5. Ci dice il regolamento: i dati personali sono anzitutto trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Lecito significa che appunto deve avvenire sulla base delle regole e dei principi fondamentali stabiliti dal regolamento, sulla base di, vedremo, adeguate basi giuridiche, quindi devono esserci dei fondamenti giuridici che mi consentono di trattare i dati personali che raccolgo. Deve essere corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, cioè l'interessato deve essere in grado di capire quali sono i trattamenti, deve essere in grado di avere in qualche modo la possibilità di controllare quantomeno chi tratta i suoi dati, capire dove stanno andando, anche per poter esercitare i diritti che vengono riconosciuti in base alla normativa. Un altro principio è il principio di limitazione delle finalità. Quindi una volta che raccolgo i dati, non posso raccoglierli e usarli come mi pare. Devo raccoglierli per finalità determinate, che devo esplicitare all'interessato, quindi devo dire all'interessato quando raccolgo i dati perché li sto raccogliendo e come li tratterò, perché li tratterò, e legittime chiaramente perché i dati non posso raccoglierli per finalità illegittime. I dati poi si dice devono essere trattati nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità per cui sono trattati. Quindi il principio della minimizzazione dei dati personali. È un principio anche questo fondamentale che dice appunto che non posso raccogliere e trattare più dati di quelli che effettivamente mi servono. Quindi se io devo, non so, immaginiamo un classico errore che si fa, la registrazione a questo webinar, no? La registrazione, la partecipazione nel modulo di registrazione, io immagino fosse richiesto di indicare il nome e cognome, l'indirizzo email per l'invio del link, magari qualche informazione, non so, da dove, in che comune risiedi, perché il progetto è un progetto comunale, perché sei a quale target di riferimento della popolazione appartieni. L'altro non mi è stato chiesto, non so, l'indirizzo, il codice fiscale, la partita IVA,
la mia fascia di reddito o tutta una serie di informazioni. Perché? Perché le informazioni non erano necessarie per le finalità per le quali la registrazione viene richiesta. La registrazione viene richiesta essenzialmente per l'invio del link di partecipazione al webinar, viene richiesta per rendicontare poi alla regione le persone che hanno partecipato e quindi incasellarle nelle fasce target del progetto. No? Quindi non mi viene chiesto null'altro e quindi i dati che devo raccogliere non devono essere dati ulteriori, non necessari. Lo stesso si fa nel privato, non so, mi registro la newsletter e mi vengono chiesti tutta una serie di dati che non sono quelli strettamente necessari alla finalità invio della newsletter. Magari quei dati io li voglio raccogliere, ma voglio raccogliere per finalità, non so, di profilazione delle persone, quindi capire chi si sia la newsletter, a che categorie appartiene, non so se è un mio target di riferimento per l'invio di un certo tipo di materiale promozionale, eccetera, ma appunto sono dati che servono a altre diverse finalità e quindi io dovrei, secondo il principio di minimizzazione, non pretendere che quei dati siano sempre forniti, dovrei raccogliere un consenso separato per la profilazione, quindi dovrei dare la possibilità di limitare appunto la raccolta dei dati a quelli essenzialmente necessari per le finalità per le quali, ad esempio, l'interessato mi dà il consenso. Se l'interessato mi dà il consenso solo all'invio della newsletter e non anche alla profilazione, ecco che io non potrò esigere che mi dia anche tutta una serie di dati che non sono fondamentali per l'invio della newsletter, cioè che non sono la mail essenzialmente, ma che avrei potuto utilizzare per finalità diverse, finalità legate appunto ad analisi, che però non posso fare perché l'interessato non mi ha dato il suo permesso. E questo è un errore appunto che viene fatto molto spesso a livello di imprese e organizzazioni e che però è appunto una violazione di un principio fondamentale. La violazione del principio fondamentale può portare poi a una responsabilità, e vedremo in che termini. Un altro principio che è un principio fondamentale è il principio dell'esattezza. Cioè, chi tratta i dati ha il dovere di trattare dei dati esatti, non deve trattare dei dati che non corrispondono più alla realtà. E quindi non posso trattare quindi un dato sbagliato, no? Il dato relativo alla professione svolta da una persona, se io faccio una certa analisi sulla persona, deve essere un dato aggiornato, deve essere un dato esatto. Il dato relativo al numero di telefono, no? Chiedo il permesso, non so, di inviare certi dati, certi referti medici per cellulare, devo essere sicuro che il numero che mi viene fornito sia il numero corretto, perché altrimenti se invio i referti a un numero sbagliato rischio di divulgare i dati personali a persone che non sono l'interessato, no? Quindi rischio una violazione, oppure se il dato non è esatto perché magari non riflette correttamente il profilo della persona, se faccio profilazione, se prendo trattamenti automatizzati, ecco che potrei giungere alla conclusione che quella persona non è affidabile, non merita credito, quando in realtà magari quella persona, perché magari ho preso informazioni reddituali sbagliate, non aggiornate, non corrispondenti al vero, ecco magari quella persona è invece pienamente affidabile e quindi le nego una possibilità, le nego un diritto, creandole un pregiudizio. E io credo anche strettamente connesso un po' al principio dell'esattezza, c'è anche il principio della limitazione della conservazione, cioè i dati non posso trattarli per un tempo indefinito senza preoccuparmi che invecchino, che non siano più attuali, tenerli per sempre perché non si sa mai. In realtà il regolamento mi impone di stabilire per quanto tempo quei dati mi serviranno e per quanto tempo li devo conservare. Una volta che quei dati non mi servono più, io li devo distruggere. In primo luogo perché appunto li utilizzo per una certa finalità, non è detto che quei dati rimangano attuali, rimangano esatti dei secoli, quindi se io continuassi a usarli magari userei dei dati sbagliati, ma soprattutto perché se creo e continuo a creare banche dati sempre più grandi, si tende un po' a perdere poi il controllo dei dati. L'interessato
non può ricordarsi a chi 10 anni fa ha dato il proprio indirizzo di posta elettronica, magari per iscriversi al webinar del progetto dell'Innovation Lab negli anni. No, quindi è previsto che una volta esaurita la finalità, una volta che è stata mandata il link di partecipazione, una volta che sono state fatte le rendicontazioni, quei dati devono essere distrutti, perché non servono più per le finalità per le quali sono stati raccolti e se mi serviranno in futuro dovrò richiederli. Altro principio fondamentale è il principio della cosiddetta integrità e riservatezza, cioè chi tratta i dati deve trattarli in modo tale da assicurare che siano trattati in modo sicuro, cioè che quei dati non vengano rubati, che quei dati non vengano alterati in qualche modo, che quei dati non siano persi e che quindi non vengano poi utilizzati effettivamente o utilizzati solo in parte perché magari l'organizzazione dei trattamenti non era adeguata e ci sono state quelle che vedremo sono delle violazioni dei dati personali. Quindi un principio per cui chi tratta i dati ha anche la responsabilità di proteggerli in modo adeguato, di organizzarsi in modo adeguato per trattarli, quindi deve avere strumenti tecnici e deve avere misure organizzative adeguate per trattarli in modo anche conforme a tutti i principi che abbiamo sopra enunciato e soprattutto deve garantire la riservatezza, cioè non è tenuto a impedire che questi dati vengano divulgati a persone che non devono conoscere queste informazioni. L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento enuncia poi anche un principio molto molto importante, che è quello della cosiddetta accountability o responsabilizzazione. Cioè tutti questi principi molto belli che ci siamo detti, naturalmente devono poi essere applicati nel caso concreto. Un conto è enunciarli, chiaramente un conto è poi adottare delle misure che sono effettivamente in grado di attuare questi principi. E chi è tenuto ad attuarli? Come deve attuare questi principi? Il regolamento ha abbracciato una filosofia diversa da quella che era propria delle precedenti norme. Le precedenti norme, per esempio, in tema di misure di sicurezza, dicevano, guarda, io legalmente, giuridicamente ti pongo un elenco di misure di sicurezza minime, se tu le rispetti sei a posto per quanto mi riguarda, quindi tu puoi sì approfondirle, ma c'è un minimo, ti dico io cosa fare. Invece il regolamento ha adottato una prospettiva inversa, cioè ha detto, sei tu il titolare, sei tu che tratti i dati, sai per cosa ti servono, sai quali sono le tue risorse, quali sono i mezzi di cui disponi, sai quali possono essere i rischi o dovresti essere in grado di sapere quali sono i rischi per gli interessati agli eventi di trattamenti, quindi sei tu che sei responsabile di attuare i principi che ti ho dato nel caso concreto. Quindi sei tu competente a rispettare i principi fondamentali, sei tu che devi capire come, essenzialmente, attuarlo, e devi essere in grado di comprovarlo. Cioè, se io vengo come autorità pubblica a chiederti come stai attuando i principi fondamentali, come stai attuando il principio di minimizzazione, come stai attuando il principio di integrità e riservatezza, tu titolare, o tu soggetto che tratti i dati come responsabile, devi darmi delle prove, cioè non puoi venirmi a fare un discorsetto, ah sì sì, noi ci teniamo alla privacy dei nostri clienti e rispettiamo tutte le norme in materia di protezione personale. Devi documentarmi che, ad esempio, hai adottato certe misure e quindi mi documenterai quali sono le misure tecniche che hai adottato, quali sono i programmi di sicurezza che hai adottato, quali sono, non so, le tue politiche per la copia di sicurezza dei dati, quali sono le considerazioni che hai fatto quando hai iniziato un certo trattamento. Perché dici che questi dati tu devi raccoglierli necessariamente? Perché quelli sono i dati strettamente necessari per perseguire le finalità del trattamento. Mi dovrai portare, come dire, delle valutazioni anche scritte, soprattutto scritte, che mi dicono che effettivamente tu ti sei posto il problema di quali dati dovevano essere raccolti necessariamente e che hai detto questi li raccolgo come questi mi servono. Ecco quindi il principio di accountability, come si dice, responsabilizzazione
chi è titolare del trattamento, chi decide quali trattamenti si fanno e come si fanno, deve essere in grado di provare anche che si è posto il problema di come rispettare tutti i principi fondamentali enunciati dall'articolo 5 del GDPR. E se non lo fa, chiaramente, commette anche qui un illecito. Nel concreto, per esempio, appunto, ne ho parlato prima, andiamo un po' più da vicino adesso a vedere certi principi. Il principio di illiceità lo si rispetterà, ad esempio, trattando i dati sulla base di un'adeguata base giuridica, come viene definita. Vedremo dopo quali sono le basi giuridiche, quindi i motivi previsti dalla legge per i quali io posso trattare dei dati personali. C'è il principio di correttezza e trasparenza, dovrò trattare i dati, per esempio, in modo coerente con le informazioni che ho fornito all'interessato quando gli ho dato l'informativa. L'informativa sui dati personali, anche questo è un obbligo. Diritto, dovere, diritto dell'interessato a ricevere l'informativa, dovere del titolare prestare l'informativa, che serve appunto all'interessato per capire per quali finalità i suoi dati saranno trattati, come utilizzerò i suoi dati nell'ambito dei miei trattamenti. Quindi permette all'interessato di capire che cosa succederà una volta che questi dati vengono raccolti e partono, in questa catena di trattamenti. Il principio della limitazione delle finalità, anche quello si lega alle informative. Puoi raccogliere i dati solo per certe finalità e devi dire all'interessato quali sono le finalità. Se non lo dici, stai facendo un trattamento illecito, stai trattando i dati per finalità ulteriori, devi sempre dirglielo prima. Il principio di minimizzazione dei dati, per esempio, si attua applicando la cosiddetta privacy by design o privacy by default, cioè quando imposto un trattamento, quando mi metto a tavolino per capire come trattare i dati, mi devo subito porre in essere, il problema di come rispettare i principi relativi alla protezione dei dati personali. E c'è appunto privacy by design perché quando progetto devo tenere conto delle esigenze di protezione dei dati personali. E qui anche ora si torna sul fatto che la privacy non è una cosa che si fa una volta nella vita, una volta per sempre, facendo sostanzialmente 4 carte e lasciando da parte, ma è una cosa che deve permeare tutte le attività del titolare. No? Quando progetto una nuova attività devo tenere conto anche delle esigenze di protezione dei dati personali. Così come la privacy by default è quando progetto un sistema devo assicurarmi che le opzioni più rispettose della privacy siano predefinite. E quindi, per esempio, per default io chiedo solo certi dati, non altri, un'impostazione predefinita. Non mi serve chiedere per default, per un'impostazione predefinita, più dati di quelli che mi servono, per esempio. L'esattezza, la limitazione, l'integrità e la riservatezza, tutti questi principi si rispetteranno implementando misure organizzative e tecniche adeguate. Vedremo dopo le norme che riguardano le misure organizzative e tecniche. E il principio di accountability si rispetta, per esempio, documentando tutte le attività che vengono fatte, quelle più importanti. Ecco, quando parliamo di basi giuridiche, quindi principio di laicità, pensiamo a quelle basi giuridiche che sono individuate dagli articoli 6 e 9 del regolamento sulla protezione dei dati personali. Il regolamento ci dice tu puoi trattare certi dati sulla base di alcune basi giuridiche, no? Quindi delle norme fondamentali, delle finalità, per così dire, giuridicamente predeterminate. Il fondamento legale, il titolo legale sul quale tu effettui i trattamenti di dati personali. Questi trattamenti di dati, per esempio, sono il consenso. Se l'interessato mi dà il suo espresso consenso, io posso evidentemente trattare i suoi dati personali. Però il consenso ha una base giuridica valida se è raccolto secondo le regole del regolamento. Per cui il consenso deve essere tutto libero, non posso costringere l'interessato a prestarmi il consenso, diciamo magari collegando più attività disomogenee, no? Il consenso deve essere specifico. Se io mi iscrivo al webinar, non puoi costringermi anche a iscrivermi nella tua newsletter, perché magari
le finalità sono diverse, no? Io potrei essere interessato a vedere il webinar, ma non potrei essere interessato a essere poi bombardato per tutta la vita di informazioni pubblicitarie. Allora c'è la necessità che il consenso sia separato. Oppure se effettuo, non so, mi iscrivo alla newsletter, per ricevere informazioni non posso essere anche automaticamente profilato. Quindi il consenso alla profilazione, che è un trattamento diverso, deve essere separato dal consenso all'invio di comunicazioni commerciali, così via. Deve essere informato, cioè devo avere l'informativo, devo capire per cosa sto prestando il mio consenso e quindi mi deve essere data un'informativa puntuale, conforme al regolamento, che mi dice guarda che i dati che vengono raccolti tratteremo con il tuo consenso per l'invio di una newsletter informativa. Tu potrai sempre opporti, per il consenso quindi deve essere specifico, è sempre revocabile, lo vedremo dopo, e soprattutto è un consenso che deve essere prestato da persone in grado di prestarlo, di fornirlo, quindi da persone che hanno una certa età. L'età legale è stabilita dal regolamento e dalla legge italiana. In particolare il regolamento europeo prevederebbe un'età minima di 16 anni, ma nel regolamento è stata data la possibilità ai singoli stati di prevedere un'età minore e in Italia si è scelto di abbassare l'età minima per prestare il consenso al trattamento di dati personali a 14 anni. Quindi non è necessario essere maggiorenni per prestare il consenso, basta avere 14 anni. No? Direi anche, è vero, ma bisogna capire anche se effettivamente posso sempre chiedere il consenso, è sempre, come dire, è la stessa cosa chiedere il consenso al trattamento per l'invio della newsletter della piattaforma di gaming rispetto al chiedere il consenso al trattamento per dati particolari, per capire effettivamente se poi la persona ha effettivamente un grado di maturità tale da permettere di apprezzare effettivamente le conseguenze magari derivanti da un certo trattamento di dati. E su questo ci sono degli strumenti giuridici magari che mi pongono l'obbligo di farmi questa domanda, magari non fidarmi del consenso prestato da queste persone, perché magari nelle mie valutazioni potrei dire non sono ancora mature per prestarmi questo tipo di consenso. Un'altra base giuridica molto diffusa nella prassi è l'esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali. Chiaramente se firmiamo un contratto di prestazione di servizi, chi viene dall'avvocato, chi va in negozio, chi va da uno specialista e chiede una certa prestazione, chiaramente fornisce dei dati personali. Il fatto che mi abbia chiesto di prestare una certa prestazione per cui sono richiesti certi dati personali implica necessariamente che io quei dati li posso trattare. Evidentemente potrò trattarli solo per quella finalità. Quindi se vengono dati certi dati per prestare un'attività, un servizio professionale, poi non potrò usarli anche per i fatti miei o per profilare la persona. Potrò però usarli per per eseguire gli obblighi contrattuali, come gli obblighi precontrattuali. Quando devo fare un preventivo, facciamo una trattativa, chiaramente tutto questo richiede magari di trattare certi atti personali e per il fatto che si sia instaurata magari una trattativa precontrattuale mi legittima a trattare quei dati fin tanto che la trattativa dura. Poi se il contratto si conclude in nulla di fatto, io dovrei, venuta meno la base giuridica, prendere quei dati e cestinarli. Così come a base giuridica può essere l'obbligo legale. Devo conservare i dati, non so, per motivi fiscali. Le fatture io le devo conservare per 10 anni, ecco che potrò ottenere, non dovrò chiedere il consenso all'interessato, perché è la legge che mi dice guarda che quei dati tu li devi conservare per un certo periodo. Chiaramente anche qua potrò utilizzare quei dati e potrò trattarli soltanto per attuare gli obblighi legali. Esistono poi basi giuridiche molto più ampie, non so, la salvaguardia di interessi vitali dell'interessato di un terzo, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Questa è una finalità che è molto ampia, in realtà poi c'è un recente intervento normativo che l'ha praticamente dilatata fino a renderla generica.
E c'è poi il legittimo interesse. Questa è una base giuridica interessante perché è prevista anche questa dal regolamento ed è una base giuridica aperta. Cioè io posso trattare i dati nella misura in cui siano conformi, diciamo, al legittimo interesse del titolare o di un terzo. Cosa significa legittimo interesse? Legittimo interesse può essere qualunque finalità, diciamo, meritevole di tutela, un'espressione di questa generica, io come titolare devo valutare se effettivamente questa mia finalità, questo mio interesse è sufficiente a giustificare il trattamento dei dati personali, anche con riferimento, per esempio, all'impatto che quel trattamento ha sui diritti e libertà dell'interessato. Si è detto quindi, non puoi semplicemente dire è un mio legittimo interesse e basta, perché sarebbe molto facile, si finirebbe così, come dire, per eludere tutte le norme del regolamento, le basi giuridiche. Il legittimo interesse, un interesse che effettivamente tu puoi giustificare, non lede il trattamento su questa base, gli interessi dell'interessato, i diritti dell'interessato, soprattutto è un uso che l'interessato si potrebbe effettivamente aspettare. Questo si è usato molto e c'è chi ha provato un po' a dilatare la nozione di legittimo interesse, ad esempio, per il marketing. Io ho i dati di una persona, del mio cliente, e li utilizzo per finalità di marketing. È un mio legittimo interesse perché io sono un operatore commerciale e quindi devo fare affari, devo vivere, quindi devo vendere per vivere e quindi è un mio interesse legittimo e il trattamento di questi dati viene giustificato su questa base. Non è così semplice, perché chiaramente se io fornisco dei dati a un professionista, magari potrei aspettarmi che lui mi chiami per fornirmi dei servizi analoghi, potrei aspettarmi che mi chiami per propormi lo sconto su una cosa, su un altro bene che venda a queste condizioni, ma non posso evidentemente aspettare, ad esempio, che mi profili e che mi bombardi costantemente di informazioni commerciali. Così come se io, per esempio, pubblico la mia email sul mio sito internet, lo faccio perché magari voglio che mi contattino dei clienti, magari pubblico la mia mail sui social o mi iscrivo sui social, lo faccio per interagire con altre persone con cui ho interessi analoghi, ma non lo faccio perché mi aspetto che mi bombardino le pubblicità. Ecco che allora il legittimo interesse in questi contesti non funziona. Oltretutto, il legittimo interesse è comunque una base giuridica per la quale è sempre previsto il diritto dell'interessato di opporsi, cioè se io tratto i dati su questa base giuridica, l'interessato può sempre dirmi guarda che non mi interessa, mi oppongo che tu continui a trattare i miei dati per questa finalità. Le basi giuridiche dell'articolo 6, quelle che vi ho appena detto, sono poi ulteriormente specificate e rese più restrittive quando si parla di dati particolari. Abbiamo detto prima, i dati particolari hanno bisogno di una tutela puntuale e più stringente, perché possono essere dati che appunto portano a discriminazioni o utilizzi pregiudizievoli per l'interessato. Ecco che allora il regolamento all'articolo 9 prevede alcune specifiche basi giuridiche. Per esempio resta il consenso, quindi se io ho prestato il mio consenso, comunque il consenso rispetto ai requisiti generali, è base giuridica anche per trattare dati particolari. Se ad esempio il trattamento è necessario per ottemperare a specifici obblighi di legge, ma non generici, obblighi di legge in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale, della protezione sociale, appunto nella misura in cui il diritto dell'Unione o il diritto degli Stati membri mi consente di fare questi trattamenti. Torna ancora l'interesse vitale dell'interessato, per esempio quando non può prestare il proprio consenso, immaginiamo sia un interesse, non so, trattare i dati relativi alla salute
la persona non risponde, è incosciente, può il medico curante dare al 118, al servizio al pronto soccorso i dati relativi alle allergie, ai farmaci che non sono tollerati all'interessato, alle patologie di cui è stato interessato. Interesse vitale per la tutela della salute, l'interessato non è in grado di prestare il proprio consenso, ma se il trattamento è fondamentale, necessario per salvargli la vita, allora può essere giustificato. Ancora il trattamento può essere un trattamento, per esempio, delle organizzazioni religiose nei confronti dei loro membri, quindi la Chiesa, che tratta i dati dei battezzati, e lo fa appunto perché i battezzati sono parte di questa organizzazione religiosa e le persone quindi ne fanno parte o ne hanno fatto parte e quindi resta un interesse, una possibilità di trattare questi dati. Posso naturalmente tenere il registro dei miei iscritti, posso trattare i dati relativi al fatto che fossero membri dell'associazione, dell'organizzazione, e posso anche tenere il dato del fatto che vi abbiano fatto parte. C'è stato per diverso tempo in Italia un movimento che promuoveva i cosiddetti sbattezzi, cioè le persone che non desideravano più appartenere alla Chiesa Cattolica chiedevano al vescovo di cancellare, al parroco di cancellare il loro nome dai registri parrocchiali. Erano stati battezzati, loro non volevano più essere considerati parte della Chiesa Cattolica e chiedevano proprio la eliminazione del loro nominativo, dei loro dati personali relativi alla circostanza che fossero stati battezzati dai registri tenuti dalla Chiesa Cattolica. Ecco che in realtà erano sorte anche contestazioni, ci sono state azioni legali basate anche sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, ma lì quelle richieste sono sempre state rigettate perché si è detto c'è comunque un fatto storico, un interesse, no, a sapere che quella persona è stata battezzata, è un fatto storico, documentato nei registri parrocchiali, ma soprattutto il mantenimento della registrazione comunque funzionale al mantenimento, il perseguimento di certe esigenze specifiche dell'organizzazione, perché è comunque un atto che ha una sua rilevanza anche giuridica nell'ordinamento canonico e quindi non c'è la possibilità di revocare il consenso perché esiste una base giuridica separata. In qualche modo anche questa base giuridica del regolamento un po' fonda anche quei provvedimenti, conferma la correttezza dell'impostazione di quei provvedimenti. Base giuridica per il trattamento dei dati personali è anche il fatto che l'interessato abbia manifestamente reso pubblico certi dati. Il fatto che Silvio Berlusconi voti Forza Italia è un dato certo particolare perché appartiene, come dire, alla sfera delle convinzioni politiche dell'interessato, ma è un dato che è reso manifestamente pubblico. Meglio, che appartenga a Forza Italia, sì che la voti non è detto, ma insomma che sia comunque appunto abbia un certo convincimento politico, ecco, è comunque un dato che è reso pubblico e quindi non c'è un dovere di protezione, no? Una necessità di protezione perché è stato lo stesso interessato a dirlo alla generalità, all'ha reso pubblico. Così appunto può essere appunto una base giuridica, chiaramente la base giuridica non può portare però a un trattamento indifferenziato e senza nessun collegamento. Cioè io non posso continuare comunque a trattare quel dato se non mi serve, chiaramente per le mie finalità specifiche, e se quella finalità non è più puntuale. Sto pensando, per esempio, a livello comunale, a livello di enti pubblici, è capitato un altro caso di una contestazione del della pubblicazione di un provvedimento relativo all'assegnazione degli spazi per i manifesti elettorali. Era rimasto pubblicato anche oltre la durata delle elezioni, per anni in quei provvedimenti pubblicati sul sito del comune c'erano
i nominativi dei rappresentanti dei partiti che avevano chiesto gli spazi per la scissione. Ecco che quella pubblicazione era una pubblicazione che pubblicava appunto, continuava a trattare dati particolari legati alla convinzione politica, all'appartenenza politica delle persone che avevano chiesto l'assegnazione di manifesti. Ecco, è vero che magari quelle persone erano candidate, magari avevano reso manifestamente pubblica la loro appartenenza politica, ma oltre un certo tempo, oltre il tempo necessario per la finalità, per il raggiungimento della finalità per la quale il trattamento avviene, ecco che non è comunque lecito il trattamento, anche se astrattamente fondato su questa base giuridica. E quindi anche qua la finalità era la finalità di pubblicità legale delle delibere di assegnazione, non potevano esserci quindi dei trattamenti ulteriori, anche se astrattamente basati su questa base giuridica. Esistono poi motivi di interesse pubblico rilevante, le finalità di medicina, appunto, probabilmente finalità appunto connessa alla tutela di interessi alla salute, oppure anche motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per esempio, dice la norma, la prevenzione di minacce a carattere transfrontaliero. Immaginate un po' cosa si può riferire in questo periodo, ecco, effettivamente questa finalità può essere una finalità che giustifica il trattamento di dati personali relativi alla salute, per esempio, ma naturalmente deve essere assistito da tutta una serie di garanzie previste dal diritto che devono assicurare anche che il trattamento non ecceda quanto effettivamente necessario. Così come sono finalità, basi giuridiche consentite per i dati personali particolari, anche l'archiviazione di pubblico interesse o la ricerca scientifica, storica o scienza archivistica. Quindi, visti questi principi generali, viste le basi giuridiche, ci sarebbe la parte relativa ai soggetti del trattamento. Quindi individuare chi sono i soggetti che trattano i dati e come vanno disciplinati i rapporti tra questi soggetti. E credo però, visto che sono le 10:30, che questo potrebbe anche essere il momento giusto per fare una pausa, magari di 5 minuti, dopo che vi ho bombardato, diciamo, di tutte queste nozioni più generali. Chiaramente se magari volete farmi una domanda o due su questa parte, volentieri, e poi facciamo 5 minuti di pausa. Ecco. Io direi facciamo 5 minuti di pausa. Ci troviamo qua alle 10:35. Va bene. Perfetto. Posso fare una domanda? Sì, prego. Carattere di curiosità, proprio sull'ultima cosa, motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Tra parentesi c'era scritto appunto prevenzione di minacce a carattere transfrontaliero, ma è proprio scritto nel GDPR questo? O l'ha aggiunto? Sì. No, è proprio sono scritto stati veggenti. Sì, ma in realtà appunto la pandemia è una delle possibili interpretazioni di questa norma, ma chiaramente immaginiamo, non so, al morbo della mucca pazza, che quello è un carattere transfrontaliero, o alla tutela, non so, alla sicurezza di certi prodotti, ma effettivamente ci sono delle possibili interpretazioni diverse, ma tra cui anche, certo, la pandemia è una minaccia alla salute a carattere transfrontaliero. E quindi sì, è stata una base giuridica effettivamente che ha avuto una sua applicazione concreta. Grazie. Poi insomma la pandemia non era, c'è quella del Covid adesso che è, come dire, lo stiamo vivendo, chiaramente ce ne sono state altre in passato, quindi chiaramente, anche se l'avevano in mente, insomma, non era un fenomeno così inconsueto, ecco, da immaginare. Grazie. Prego. Allora, Ecco. Dunque dicevamo, questa seconda parte riguarda appunto un esame di chi sono i soggetti del trattamento dei dati personali. Soggetti, cioè le persone che prendono parte al trattamento dei dati personali. Abbiamo parlato un po' in termini generici, abbiamo fatto riferimento alla figura
dell'interessato, il titolare, non abbiamo chiarito bene effettivamente di che cosa si tratti. Allora, l'interessato anzitutto cos'è? È la persona fisica alla quale sono riferiti i dati personali. Quindi deve appunto essere una persona fisica, un essere umano, possiamo dire. Con ciò vengono dunque esclusi essenzialmente tutti i soggetti giuridici, quindi le società che hanno personalità giuridica, gli enti giuridici, gli enti pubblici, insomma tutti questi soggetti giuridici. Non c'è una distinzione, come invece a volte si tende a pensare sbagliando, tra, potremmo dire, professionista e consumatore. Cioè l'interessato, se è persona fisica, è tale e i suoi dati sono protetti sia che si tratti di un consumatore, quindi una persona che presta la propria attività, acquista o è il lavoratore dipendente o comunque agisce come individuo, no? Ma anche quando la persona fisica in realtà parte di una ditta individuale, per esempio. In questi casi quindi il professionista, il libero professionista, anche se magari opera lavorando, quindi opera quindi nell'ambito della sua attività professionale, non per questo non è una persona che i cui dati sono tutelati in base alla normativa, è sempre quindi un interessato. Appunto l'interessato può essere residente nell'Unione Europea, ma può anche risiedere fuori dall'Unione Europea, perché l'ambito di applicazione del regolamento non si limita soltanto appunto al diritto dell'Unione Europea, cioè il titolare potrebbe dover trattare dati personali di persone che risiedono fuori dall'UE, però che hanno, come dire, operano, magari sono residenti o transitano in Europa, quindi nella misura in cui comunque ci sia questa presenza, c'è comunque un dovere di trattare i dati in modo conforme al GDPR. Titolare invece è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, vedete, molto molto generica come espressione, che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i metodi di trattamento di dati personali. Quindi determinazione della finalità, determinazione dei mezzi, perché e come tratti i dati personali sono appunto le cose che caratterizzano, gli aspetti che caratterizzano l'essere titolare del trattamento. Chi decide perché e con che mezzi trattare i dati personali è il titolare del trattamento, essenzialmente. Dice no, la persona fisica e giuridica che singolarmente o insieme ad altri è prevista appunto la possibilità che più titolari congiuntamente determinino finalità e mezzi. Allora in questo caso saranno dei contitolari che insieme in base all'articolo 26 del regolamento dovranno fare un apposito accordo per regolare come gestire i trattamenti congiunti e anche assicurare il rispetto dei diritti degli interessati. Il titolare del trattamento appunto può essere stabilito nell'Unione Europea. Il trattamento può essere fatto anche da titolari che sono stabiliti fuori dall'Unione Europea, ma nei confronti di cittadini europei, per esempio. Allora, in questo caso il titolare, anche se stabilito fuori, sarà comunque tenuto a rispettare, no? Se offre beni o servizi nel territorio dell'Unione Europea o monitora il comportamento appunto degli interessati fuori, che stanno fuori dall'Unione Europea, ma nel momento in cui il comportamento ha luogo all'interno dell'Unione, ecco, il titolare sarà soggetto all'applicazione del regolamento, quindi sarà un titolare in base al GDPR e per esempio dovrà nominare un rappresentante qualora
non sia stabilito nel territorio dell'Unione. Il titolare, quindi, appunto, avendo il potere di determinare finalità e mezzi del trattamento, è anche colui che poi è in prima battuta responsabile di assicurare il rispetto del GDPR, quindi il rispetto delle norme in materia di protezione dei personali, ed è anche appunto responsabile in caso di violazioni. È quindi il grande, come dire, detentore dei dati, no? Colui che li possiede, li controlla e dice perché vanno trattati, come vanno trattati, quindi colui che ha la grande responsabilità. Il principio di responsabilizzazione, abbiamo visto, è un principio che riguarda il titolare. È lui che deve preoccuparsi di adottare tutte le misure necessarie, le misure tecniche, organizzative necessarie per garantire che i dati dei quali è appunto giuridicamente responsabile siano trattati secondo le norme di legge, secondo le regole che presiedono i trattamenti di dati personali. C'è poi una figura che si associa molto spesso a quella del titolare, che è quella del responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è una figura molto importante e sempre più rilevante, soprattutto in un mondo in cui moltissimi trattamenti non vengono fatti in casa del titolare, in cui il titolare, magari perché si avvale di strumenti particolarmente avanzati, decide di esternalizzare certi trattamenti. Ecco che il responsabile giuridicamente è colui che effettua trattamenti per conto del titolare sulla base di un atto di conferimento. Un atto di conferimento che è un atto che può essere giuridico o un vero e proprio contratto. Come si caratterizza il responsabile? Quindi, innanzitutto, può essere sia una persona fisica che giuridica, insomma, può essere un soggetto diverso, ecco, dal titolare, ai quali il titolare affida certi trattamenti, quindi trattamenti che potrebbe fare il titolare e che vengono però affidati a un terzo, il quale generalmente dispone di un margine di autonomia nell'organizzazione dei trattamenti. Per esempio, la figura del responsabile viene molto spesso individuata in tutti coloro che forniscono servizi informatici. Colui che mi fornisce il servizio cloud dove io salvo i miei dati viene considerato un mio responsabile di trattamento, perché io gli affido il trattamento relativo alla conservazione dei miei dati sui suoi sistemi che lui gestisce e organizza, ma il trattamento che fa lo fa proprio appunto per mio conto. La distinzione tra titolare e responsabile non è sempre molto facile, perché non sempre quando un titolare comunica dei dati a un'altra persona, quella persona è responsabile del trattamento. È previsto, no, che un titolare tratti i dati anche comunicandoli a un altro soggetto. Non so, se io comunico i dati per fare un bonifico, no? Il datore di lavoro che comunica, che fa il bonifico, quindi comunica i dati dell'IBAN del dipendente, indica lo stipendio, paga lo stipendio, non è che ha come responsabile la banca. La banca fa il suo lavoro e quella comunicazione di dati personali è semplicemente necessaria perché il titolare deve fare questa comunicazione per pagare lo stipendio, quindi per adempiere un obbligo contrattuale. È una comunicazione quindi che viene sorretta da un'adeguata base giuridica. Quindi ci sono molte zone d'ombra tra l'individuazione titolare e responsabile, soprattutto tra i professionisti. Per esempio, si discute, non so se l'avvocato sia un titolare o un responsabile, se il commercialista sia un titolare o un responsabile, perché queste figure ricevono dei dati personali dal titolare e li trattano per un interesse, diciamo, per adempiere una prestazione che è contrattuale, ma che ha un interesse che risiede in capo al titolare, in qualche modo. E non è sempre appunto agevole. Per esempio,
uno dei criteri distintivi che viene indicato per capire se una persona è titolare o responsabile è capire se, per esempio, il titolare avrebbe potuto eseguire direttamente quei trattamenti per conto proprio. Quindi, per esempio, se io prendo la figura, non so, del consulente del lavoro che elabora le buste paga, ecco che quella figura probabilmente è un responsabile del trattamento, perché il titolare, cioè il datore di lavoro, gli comunica i dati, perché effettui il conteggio delle ore di lavoro, perché calcoli le buste paga, no? Faccio i cedolini, ma questa attività la potrebbe fare benissimo il titolare. In base alla legge 1 del 79, insomma, quella è un'attività che compete al datore di lavoro, che può essere svolta anche da quei soggetti. Diversamente, l'attività, ad esempio, di tutela in giudizio delle ragioni, dei diritti dell'imprenditore, non è un'attività che l'imprenditore potrebbe fare per conto proprio, no? È richiesto un avvocato. Quindi quando l'avvocato tratta i dati che gli dà il suo cliente per agire in giudizio, ecco che lo fa, ma con un margine di autonomia che è elevato e comunque esercitando un'attività sua propria, attività alla quale lui è autorizzato in base alla legge, non anche il suo datore di lavoro, così come per il suo cliente. Per esempio, un altro tema sono le assicurazioni o i broker assicurativi. Nella misura in cui svolgono un'attività riservata dalla legge a quelle categorie professionali, non sono responsabili del trattamento, anche se ricevono dei dati dal titolare, e così via. Quindi capite, è una nozione molto molto importante, perché è fondamentale correttamente impostare i rapporti tra titolare e responsabile, però non è una definizione che si può, come dire, tagliare col coltello e differenziare, no? Titolare e responsabile. Non ce l'ha scritto in faccia, ecco, un soggetto se è titolare o responsabile. E in questo, appunto, è richiesta poi un lavoro di analisi dei rapporti che ci sono al fine di inquadrare correttamente il ruolo di ciascun soggetto. Perché dico che è così importante distinguere e capire se una persona è titolare o responsabile? Perché se una persona, se un'impresa è un responsabile del trattamento, e io come titolare comunico quei dati a un soggetto che è il mio responsabile, in base all'articolo 28 del GDPR devo anche aver provveduto prima a sottoscrivere un atto di contratto che non devo fare invece questa attività. Gli comunicherò i dati e lui, in quanto titolare, sarà lui responsabile di organizzare i propri strumenti, organizzare i propri mezzi per essere rispettoso del regolamento. Ma io, come titolare separato e autonomo, non dovrò, come dire, andare a sindacare come tratti sui dati. Se io appunto comunico i dati alla banca, non è che poi vado a dire alla banca come deve trattare i dati, come deve proteggerli o altre cose. Altra cosa importante è che se io comunico i dati a un titolare, il titolare poi sarà lui responsabile di conservarli, gestirli, valutare per che finalità può trattarli e valutare quanto conservarli. Chiaramente dovrà naturalmente rispettare tutte le norme del GDPR, nel caso in cui cambino le finalità dovrà comunicarle all'interessato e così via. Ma insomma resta autonomo e resta in capo a lui la responsabilità di tenersi i dati e gestirli. Invece, se io comunico i dati a un mio responsabile, quindi perché gli affido dei trattamenti, quando quei trattamenti vengono effettuati, quando quindi viene meno il rapporto tra titolare e responsabile, perché si esaurisce la finalità per cui quei dati sono stati affidati, il responsabile deve o cancellarli o restituirli al titolare. Quindi è obbligato giuridicamente a fare una di queste due cose. E anche questa è una cosa che deve essere indicata in questo atto che viene sottoscritto in base all'articolo 28 del regolamento. Quindi, appunto, capire quali sono i responsabili del trattamento è importante,
Perché? Perché nei confronti del responsabile del trattamento io devo procedere a regolamentare il rapporto sulla base di specifici accordi che devono appunto riguardare tutti questi aspetti. Misure di sicurezza, gestione dei trattamenti, istruzioni, per esempio anche il fatto se il responsabile potrà a sua volta subdelegare parte del trattamento a un subresponsabile, che dovrà essere autorizzato dal titolare, che dovrà verificare che il responsabile e il subresponsabile abbiano dei requisiti adeguati, la disciplina della fine del rapporto e i controlli, perché appunto una caratteristica che viene molto spesso sottovalutata è che il GDPR impone che il titolare controlli che il responsabile abbia dei requisiti di idoneità per trattare i dati che gli vengono affidati. È una cosa che non viene molto spesso considerata perché molto spesso, anche qua si torna alla base, il rapporto tra titolare e responsabile dove viene disciplinato si limita semplicemente alla firma di un pezzo di carta, no? Un accordo di nomina responsabile del trattamento che le parti firmano, magari è un appendice al contratto di servizi e poi la gente si dimentica che aveva firmato quel contratto e non si preoccupa più. In realtà questo non sarebbe di per sé sufficiente se andiamo a leggere rigorosamente le norme del regolamento, perché appunto il regolamento impone anzitutto di verificare se effettivamente il responsabile sia in grado di fare certi trattamenti. Cioè se io ad esempio mi affido a un fornitore di servizi cloud che è sgangherato, che non è in grado di rispettare le norme minime di sicurezza, io finisco per affidare i dati delle persone, degli interessati, mettendoli in pericolo perché non è in grado di garantirmi questo soggetto un'adeguata sicurezza rispetto ai trattamenti che gli affido. Quindi io dovrei quantomeno preoccuparmi prima di firmare il contratto di fargli tutte le domande e capire come effettivamente intenderà gestire i dati che gli do, effettuare i trattamenti che gli do. Se io banalmente affido i dati a un professionista, no? Può essere anche una cosa poco ritenuta molto macchinosa e poco applicata, ma do un incarico a un professionista, al mio consulente del lavoro per farmi le buste paga, dovrei in linea generale chiedergli: ma tu ti sei preoccupato di adeguarti al GDPR, per esempio? Hai delle misure di sicurezza adeguate? Sei in grado di provare queste cose se viene un controllo? Questo dovrebbe essere fatto. E appunto non è una cosa indifferente, cioè il fatto che non esistano dei controlli o non vengano effettuate per un mega sottoscritto questo contratto, non è così indifferente perché è una violazione del GDPR. E ci sono già dei casi in cui, per esempio, il garante della protezione dei dati personali ha irrogato delle sanzioni amministrative a dei titolari che non avevano provveduto a nominare il responsabile in base all'articolo 28 del GDPR o non avevano adeguatamente verificato che il responsabile del trattamento fosse effettivamente in grado di adempiere alle proprie funzioni, quindi eseguire l'incarico in modo da rispettare le regole sulla protezione dei dati personali. È successo, per esempio, in relazione al Comune di Roma, che è stato multato perché non aveva provveduto alla nomina di un responsabile di trattamento che doveva sviluppare un'applicazione per i servizi pubblici. E soprattutto non si era preoccupato di verificare che quel responsabile di trattamento sapesse bene quello che faceva, fosse in grado di sviluppare un'applicazione tenendo conto, no, dei principi della privacy by design e by default. Quindi era successo, per esempio, che i dati dei codici via i pass per il centro storico, per passare la zona traffico limitato ZTL nel Comune di Roma, prevedesse in chiaro tutta una serie di dati personali, quindi chiunque con un lettore di QR code, quindi con il cellulare, scansionando il QR code esposto sul lunotto delle automobilistiche che giravano per il centro storico con il pass, ecco, poteva conoscere tutta una serie di dati personali anche relativi, non so, alla residenza o
handicap magari che una certa persona aveva, che non ha dato titolo per ottenere il pass. Quindi anche qui il responsabile è una figura importante ed è una figura nei cui confronti bisogna adottare delle misure organizzative particolari ed è responsabilità del titolare metterle in atto. Un'altra figura che è fondamentale è quella dell'autorizzato, detto anche incaricato in base alla precedente definizione normativa che si riportava nel codice della privacy prima della modifica fatta a seguito dell'entrata in vigore del GDPR. Chi è questo soggetto? Chi è l'autorizzato? È appunto il soggetto che effettua trattamenti di dati personali, si dice sotto l'autorità del titolare del trattamento, cioè sono tutti quei soggetti, tutte quelle persone che appunto operando sotto l'autorità del titolare, quindi essendo soggetti a un potere di direzione, un potere di controllo del titolare sui mezzi, sulle modalità, su come effettuare i trattamenti, operano effettuando i trattamenti di dati per suo conto. Chi sono questi soggetti? In prima approssimazione, i dipendenti. Tutti quei dipendenti che lavorano ed effettuano trattamenti di dati, quindi per esempio lavorano in ufficio, fanno data entry oppure processano normalmente i dati, insomma sono autorizzati dal titolare evidentemente ad effettuare questi trattamenti sotto la sua autorità. È lui che decide come, i mezzi e le finalità appunto, come e perché, e deve essere il titolare a vigilare sugli autorizzati. Come farlo? Anche qui è necessario adottare delle misure adeguate, misure organizzative, per esempio, ad esempio, dando delle autorizzazioni e delle istruzioni per iscritto. Quindi alla nomina della persona, quando non so, viene assunta la persona, il titolare gli darà delle istruzioni dicendogli: guarda, tu da oggi sei adibito a questa mansione, alla gestione dei dati dei dipendenti, perché sei nell'ufficio di risorse umane, quindi dovrai trattare i dati solo per queste finalità, quindi solo per la gestione del rapporto di lavoro, non potrai raccogliere i dati per altre funzioni, non potrai portarteli via, non potrai trattare i dati diversamente da come ti dico io di farlo, crearti le tue banche dati, crearti i tuoi archivi, no? È vietato, devi usare solo gli strumenti che ti metto a disposizione. Ecco, queste sono forme di misure organizzative che devono essere implementate per appunto esercitare un controllo efficace sugli autorizzati e poter quindi definire esattamente i loro ruoli e quello che possono fare all'interno dell'organizzazione. Un'altra misura che i titolari dovrebbero adottare nei confronti degli autorizzati e degli incaricati è quella di procedere a una periodica formazione, per esempio, attività di formazione e sensibilizzazione su come si trattano i dati conformemente al GDPR sono fondamentali per assicurare che siano rispettate da tutti i soggetti che trattano i dati le norme minime previste dal GDPR. Quindi anche questa figura è una figura che ha una sua rilevanza e che va tenuta in considerazione, perché anche in questa capire chi sono gli autorizzati porta a avere un organigramma, diciamo, un'individuazione dei soggetti ai quali io devo come titolare fornire delle specifiche istruzioni sui quali io devo esercitare una certa sorveglianza. Abbiamo poi un'altra categoria che è la categoria dei terzi. Anche questa è definita in modo abbastanza ampio dal regolamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, l'organismo interessato, che non sia interessato, il titolare di trattamento, il responsabile di trattamento o le persone autorizzate ai dati, a trattamento dei dati sotto autorità diretta del titolare. Cioè tutti coloro che non sono il titolare, il responsabile, gli autorizzati o l'interessato stesso, sono definiti terzi dal regolamento. Quindi possono essere altri titolari ai quali io comunico i dati, possono essere anche altri soggetti diversi appunto da quelli che sono direttamente coinvolti in un certo trattamento dei dati
E appunto a questi può essere appunto effettuata ad esempio una comunicazione. Quindi rileva questa nozione di terzo a certe finalità. Per esempio, quando io vado a definire qual è il flusso dei dati, come sono organizzati i trattamenti, per capire se io in un certo momento coinvolgo anche terzi nei miei trattamenti. Quindi tutte queste definizioni, quindi tutti questi soggetti sono rilevanti perché mi serviranno per adottare delle misure organizzative adeguate, misure di sicurezza adeguate. Quindi dovrò capire quando opero nella mia organizzazione chi sono gli interessati, chi sono i titolari, se io sono titolare, chi sono i miei responsabili, verificare che siano stati nominati in base al regolamento, verificare che appunto ci sia una adeguata siano date adeguate istruzioni agli autorizzati e così. Detto questo, torneremo appunto anche sulla distinzione dei ruoli anche quando parleremo delle misure organizzative tecniche, che appunto adesso intanto abbiamo visto sotto un profilo giuridico chi sono questi soggetti. Andiamo adesso a vedere più da vicino quali sono i diritti degli interessati, perché anche questi si riflettono poi sugli obblighi e sugli adempimenti che il titolare deve porre in essere quando effettua i trattamenti di dati personali. I diritti dell'interessato sono enunciati dagli articoli 12 e seguenti del regolamento e sono appunto delle facoltà che l'interessato può esercitare nei confronti del titolare e che si riflettono poi appunto in adempimenti che il titolare deve porre in essere o in linea generale, penso ad esempio quando deve garantire la trasparenza, quindi deve informare l'interessato, oppure quando riceve una esplicita richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti degli interessati possono essere sempre formulate e il titolare è tenuto a darvi riscontro entro un termine ragionevole, che di norma può eccedere il mese, prorogabile al massimo fino a 2 mesi se c'è una particolare complessità. I diritti degli interessati quali sono? Sono il diritto di informazione, il diritto alla cancellazione, alla rettifica, all'opposizione ed alla portabilità. Quindi questa slide un po' vi ripercorreva i diritti fondamentali, il diritto alla trasparenza, quindi il diritto all'informazione chiara sui dati raccolti, il diritto alla rettifica, per esempio, quindi a correggere, il diritto a far correggere i dati personali inesatti. Anche questo è un riflesso, no? Il titolare è tenuto a rispettare il principio di esattezza e quindi a controllare che i dati personali trattati siano sempre esatti. Ma l'interessato anche può rivolgere al titolare una richiesta di correzione se si accorge che i dati personali che tratta il titolare sono sbagliati e il titolare chiaramente deve dare corso, deve dare seguito a questa richiesta correggendo, rettificando i dati personali in suo possesso. Così come la cancellazione, in certe condizioni. Il titolare non ha più titolo, appunto, non ha più diritto di trattare i dati, di conservare i dati. Se continua a conservarli, però a trattarli, ecco che l'interessato può chiedergli di cancellarli. Un primo diritto è quello della trasparenza e alla corretta informazione. È un diritto, diciamo, con il quale tutti noi siamo costantemente in contatto, perché è il diritto che poi porta il titolare a dover prestare l'informativa all'interessato. Tutte le informative che vengono prestate, no? Informative privacy, prestate agli interessati, appunto sono un po' il precipitato di questo diritto. Si dice, no? Diritto alla trasparenza, diritto alla corretta informazione, significa appunto che il titolare debba dire all'interessato quali dati tratta, perché li tratta, come li tratta e così via. La regola generale è che il
titolare debba dare questa informativa, si dice, con modalità appropriate, quindi modalità che non sono predeterminate dalla legge, neanche in questo caso, possono essere valutate in relazione a quello che si ritiene essere il modo migliore in base alle specifiche circostanze del trattamento. Banalmente, un'informativa potrebbe essere fatta per iscritto, un'informativa potrebbe essere data oralmente, se siamo al telefono magari, un'informativa potrebbe essere anche data con modalità multimediali. Ciò che conta è che l'interessato sia messo a conoscenza delle informazioni fondamentali sui trattamenti e che l'informativa sia prestata con un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, perché ciò che è fondamentale è che l'interessato effettivamente con l'informativa sia in grado di rendersi effettivamente conto di quali sono le informazioni che vengono trattate, come vengono trattate, da chi vengono trattate. Infatti io vi ho riassunto un po' il contenuto dell'informativa, il minimo dell'informativa, un po' con queste indicazioni, no? Chi, e quindi indicare chi è il titolare del trattamento, chi effettivamente raccoglie i dati, li tratta, chi è il suo rappresentante in Europa, se è fuori dall'Europa, chi è il suo responsabile della protezione dei dati, al quale l'interessato può eventualmente rivolgersi per chiedere informazioni, per esercitare dei diritti. Il cosa e il perché, cioè quali sono le basi giuridiche, quali sono i dati trattati, perché sono trattati. Tutte queste informazioni devono essere indicate all'interessato. Perché tratterai i miei dati, per quali finalità, su quale base giuridica fondi questo trattamento, quindi appunto il motivo, la tua ragione giuridica per trattare i dati, ecco, tutto questo deve essere esplicitato all'interessato. Ancora il dove, no? Il fatto se l'interessato vedrà i suoi dati o meno trasferiti fuori dall'Unione Europea. Se vengono trasferiti fuori dall'Unione Europea, mi si dovrà dire anche perché, su che base vengono trasferiti e con che diritto. Fino a quando i dati sono trattati, quindi indicare un po' anche quanto tempo il titolare conserverà i dati, a chi potrebbe eventualmente comunicarli. E poi deve essere anche indicato quali sono i diritti che l'interessato di cui l'interessato gode in relazione ai trattamenti di dati personali. L'informativa, appunto, deve essere finalmente prestata nel momento in cui i dati sono ottenuti, raccolti o prima di effettuare ulteriori trattamenti. È previsto che il titolare possa, se ha basi giuridiche sufficienti, trattare i dati anche per finalità ulteriori, quindi magari un dato che prima trattavo per una finalità precontrattuale, poi lo tratto per eseguire il contratto, se poi a seguito della conclusione del contratto io comunque ho un obbligo di legge di conservare la documentazione contrattuale, se non ho dato questa informazione all'interessato potrei dover integrare l'informativa dicendo guarda che questi dati li tratterò per altri 10 anni perché li dovrò conservare per un obbligo di legge. Se poi il dato viene ottenuto da terzi, quindi in caso di comunicazione, anche qui il titolare è tenuto a dare informativa all'interessato e deve darla entro un termine ragionevole, ma al più tardi entro la prima comunicazione che ha con l'interessato. Quindi se mi vengono comunicati dei dati e questi dati io li uso per inviare una comunicazione all'interessato, ecco che dovrei dire all'interessato, sai, dove sono io il titolare, da dove ho preso i tuoi dati, perché li tratterò, se vuoi puoi opporti esercitando questi diritti. Devo, anche se non ho raccolto io direttamente i dati, ma sono un anello della catena delle comunicazioni, dare adeguata informazione. Lo devo fare perché l'interessato dovrebbe essere in grado di seguire un po' qual è il flusso dei suoi dati e dovrebbe essere in grado quindi di esercitare i suoi diritti anche nei confronti dei titolari che acquistano i dati personali e raccolgono quindi da terzi i dati personali. Modalità adeguate, dicevo, possono essere diverse, possono essere varie a seconda anche delle esigenze, a seconda anche delle modalità del trattamento. Per esempio, potrebbe essere sufficiente in molti casi affiggere l'informativa nei locali del titolare, quindi sono nello studio, sono allo sportello, ecco,
metto a disposizione dell'interessato un'informativa sul trattamento dei dati personali. Ancora, in certi casi, poi ho previsto che l'informativa venga prestata attraverso l'affissione di cartelli. Nel caso della videosorveglianza, per esempio, si dice no, devi avvisare le persone del fatto che c'è questo sistema operativo e quel cartello sulla videosorveglianza in realtà funge da informativa breve, perché sono indicate tutte le informazioni fondamentali, appunto che tipo di dati, no, sono, e per quale finalità. C'è un sistema di videosorveglianza che mi riprende per finalità di sicurezza, mi dice chi è interessato e mi dice dove posso andare per avere maggiori informazioni. Infatti molto spesso si può ricorrere anche a un sistema di informativa breve o un'informativa estesa, quindi un'informativa breve in cui ci sono le informazioni essenziali, quindi chi tratta i dati perché e dove posso trovare maggiori informazioni, e poi un'informativa estesa alla quale l'interessato può facilmente accedere o dovrebbe poter facilmente accedere, magari non so, pubblicata sul sito internet del titolare o pubblicata in un altro luogo di facile accesso, dove l'interessato, se lo desidera, può andare a leggere e andare a acquisire tutte le informazioni previste dal regolamento. Ancora, c'è un tema: se io, per esempio, presto l'informativa su un pezzo di carta, mi faccio firmare la ricevuta, ecco che ho una prova tangibile, un documento in modo tangibile, che effettivamente sono rispettoso di questi miei obblighi di legge. Nel caso in cui l'informativa venga prestata con altri mezzi, può porsi un tema di accountability, di prova del fatto che io abbia adempiuto a questo mio dovere. E su questo appunto bisogna valutare le modalità di documentazione, provare magari che c'è un processo definito, che magari se viene prestata con sistemi automatici, il sistema effettivamente funziona così, opera così, quindi presuntivamente, se quello è il modo in cui funziona il sistema, quando viene attivato, ecco che l'interessato ha effettivamente ricevuto l'informativa nei termini di legge. Un altro diritto che è un po' il riflesso del diritto alla trasparenza è quello del diritto di accesso. Comunque, anche se vi viene data l'informativa, l'interessato in ogni momento può sostanzialmente chiedere al titolare di dargli conferma di quali sono i trattamenti che vengono eseguiti in un certo momento. L'articolo 15 del GDPR dice appunto che l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che effettivamente sia in corso un trattamento di dati personali, e se effettivamente c'è un trattamento di dati personali in corso dovrebbe sapere appunto quali sono le finalità del trattamento, quali categorie di dati personali sono effettivamente in corso di trattamento, se i dati sono comunicati, a chi sono comunicati o quali categorie di destinatari sono comunicati, per quanto i dati vengono conservati, e poi anche se i dati non sono stati raccolti presso l'interessato, ad esempio l'interessato ha diritto di avere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati. Cioè, se io scrivo a un titolare dicendo ma è vero che tu stai trattando i miei dati personali? E perché li stai trattando? Ma chi te li ha dati questi dati? Ecco che il titolare deve fornire una risposta appunto entro 30 giorni e deve anche dire come li ha acquisiti, come appunto è arrivato in possesso dei suoi dati personali. E un'altra cosa fondamentale è che l'interessato ha anche diritto ad avere copia dei dati personali oggetto di trattamento, appunto nella misura in cui non sia troppo oneroso, nella misura in cui non violi i diritti di terzi, quindi chiaramente se i dati personali dell'interessato sono uniti, sono insieme a dati personali di altre persone, sia di altri interessati, ecco che il titolare dovrà adottare misure adeguate per limitare l'ostensione all'interessato soltanto i suoi dati personali. Così come questo diritto non è un diritto necessariamente gratuito, cioè se è particolarmente oneroso, costoso fornire copie di dati personali, ecco che il titolare potrà chiedere all'interessato
un rimborso per le spese sostenute, dei costi sostenuti per dare seguito alla richiesta. L'altro diritto fondamentale è il diritto alla rettifica, quindi appunto il diritto ad avere corretti i dati personali inesatti, che è appunto un riflesso del diritto del principio di esattezza. E anche qui chiaramente la rettifica va fatta anche tenuto conto delle finalità del trattamento e anche diciamo, sulla base di eventualmente dichiarazioni integrative. Il tema non è un tema banale, cioè la rettifica dei dati personali può essere una rettifica di dati, diciamo, informazioni che effettivamente sono suscettibili di essere corrette, no? Immaginate la rettifica dell'indirizzo, cambiate indirizzo, ti chiedo di correggerlo. Ho cambiato automobile, ho cambiato città di residenza. Sono effettivamente tutte informazioni che, se rettificate, portano a una correzione, ma non tutti i dati personali abbiamo visto sono di questo tipo. Ci sono anche i dati relativi, ad esempio, non so, a valutazioni, giudizi. E allora in quel caso la rettifica non è una rettifica che posso effettivamente chiedere, no, dicendo non mi piace il voto che mi hai dato, merito molto più rettifica, non mi piace il giudizio che hai dato. Ci sono stati effettivamente dei casi in cui si è cercato di far leva sul diritto alla rettifica per ottenere la modifica di dati di questo tipo. O anche, non so, mi hai dato un giudizio sfavorevole sulla concessione del mutuo, rettificalo perché non è esatto. Quello che, appunto, non è un giudizio, è una valutazione sintetica, non è suscettibile necessariamente di rettifica. Quindi a quel punto bisogna capire se effettivamente sia possibile rettificare il dato oppure se sia al massimo possibile fornire una dichiarazione integrativa dell'interessato, in quale l'interessato fornisce ulteriori elementi che però non sostituiscono il dato originariamente presente. Un altro diritto interessante, molto conosciuto, anche molto nominato, quello del diritto alla cancellazione, detto anche diritto all'oblio, che appunto conferisce all'interessato il diritto a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, quando ci sia appunto uno dei motivi che sono previsti dalla legge. Per esempio, i dati non sono più necessari, oppure vengono ancora conservati dall'interessato. Oppure se il dato viene trattato in base al consenso, l'interessato revoca il consenso. Oppure i dati personali sono stati trattati illecitamente e l'interessato ha diritto a ottenere la cancellazione dei dati personali trattati illegittimamente. Ma ancora, per esempio, il diritto alla cancellazione dell'oblio si riflette anche sul trattamento che si sostanzia anche in una pubblicazione di dati personali. Dice nel titolare del trattamento, se ha reso pubblici i dati personali è obbligato a cancellarli e cancellare qualsiasi link, copia, riproduzione di dati personali. Quindi se ha pubblicato i dati personali dovrà cercare tutte le misure ragionevoli di impedire che quei dati vengano ancora conosciuti, che rimangano pubblicati su internet, naturalmente con tutte le modalità che sono ragionevolmente utilizzabili. E chiaramente il diritto alla cancellazione, il diritto alla cancellazione appunto riguarda la cancellazione dei dati che vengono appunto eliminati dalla banca dati del titolare, quindi vengono ad esempio cancellati, non so, dal sito internet del titolare, se non sono più necessari per il perseguimento delle finalità, ma appunto il diritto alla cancellazione non è coincidente necessariamente col diritto all'oblio. Il diritto all'oblio può avere anche una sua applicazione meno radicale. Cioè, se pensiamo all'ipotesi dell'oblio nel caso di notizie diffuse dalla stampa, no? Abbiamo tutti in mente il fatto che il diritto
all'oblio, no? Se è quello per cui se sono state pubblicate in passato delle notizie relative a un'indagine giudiziaria fatta nei confronti dell'interessato, passati 5-10 anni magari, quell'informazione che non è più attuale perché magari quell'interessato è stato assolto, perché il procedimento si è concluso senza... e così via. I dati però restano pubblicati su internet e chiunque cerchi il nome della persona trova ancora magari che è stata sottoposta a indagini 10 anni prima. Ecco. Non c'è più un interesse però effettivamente al mantenimento di quella informazione così facilmente accessibile. Esiste l'interesse alla conservazione della notizia di cronaca, perché appunto quello è un fatto, è avvenuto, i giornali riportano i fatti, e non è che si possano cancellare i giornali, no? Andare negli archivi giornalieri, tagliare i giornali eliminando la notizia. Chiaramente quella è stata pubblicata, quella resta. Ciò che ancora non è proporzionato, ciò che non va fatto è mantenere, per esempio, accessibili ai motori di ricerca certe notizie. Allora ecco che il titolo bio può sostanziarsi anche nella deindicizzazione in realtà della notizia. Quindi la notizia non viene cancellata dall'archivio del giornale, semplicemente viene limitato l'accesso, cioè viene reso più difficile trovare l'informazione associandola alla persona, e soltanto chi voglia andare a vedere un certo articolo passo sul Tribuna di Treviso del 13 maggio dell'85, a quel punto, conoscendo il numero, l'edizione del quotidiano nel quale è stata pubblicata la notizia, può andare effettivamente a prenderne conoscenza, ma non sarà più che cercando su Google il nome e il cognome della persona si abbia subito accesso alla notizia che la persona è stata sottoposta a indagine, è stata sottoposta, non so, a custodia cautelare e così via. Il diritto alla cancellazione non è un diritto assoluto, quindi ci sono anche dei controinteressi, potremmo dire, che non rendono applicabili appunto il diritto alla libertà di espressione e informazione, uno di questi, chiaramente con dei bilanciamenti. Se io devo conservare i miei dati per un obbligo legale, per esempio, sarò tenuto a mantenerli. Se io devo esercitare un mio diritto in sede giudiziaria, non devo fare causa a qualcuno. L'interessato non è che possa dire, ah beh, allora tu cancelli i dati, però. Quindi, no, quei dati che ti servono per farmi causa li devi cancellare perché è finito, si è risolto il contratto che c'era tra me e te e non hai più titolo per trattarmi, no, evidentemente è troppo facile e il titolare potrebbe dire no, mi servono ancora per tutelare i miei diritti in sede giudiziaria. Esiste poi il diritto all'opposizione, che è un altro diritto fondamentale per cui l'interessato può opporsi in ogni momento ad alcune tipologie di trattamenti, per esempio i trattamenti per finalità di marketing, ad esempio i trattamenti basati sul consenso. Anche qua, se ho esercitato il consenso, in ogni momento potrò revocarlo. Quindi è un diritto anche quello. Il diritto può essere anche il diritto alla opposizione a trattamenti automatizzati. E anche qua potrò esercitarlo come interessato e potrò dire non voglio tu tratti i miei dati per queste finalità con queste modalità. Per i trattamenti con mezzi automatizzati, per esempio, potrò chiedere una revisione delle risultanze del trattamento magari da parte di un essere umano. Ecco che appunto anche questo è un diritto riconosciuto dalla legge all'interessato nei confronti del titolare, volto sempre a limitare certi trattamenti e impedire magari che si protraggano oltre quanto l'interessato vorrebbe. E di questi diritti appunto va tenuto conto perché se si riceve una richiesta di cancellazione si deve comunque dare corso e si deve comunque dare una risposta all'interessato entro un termine previsto dalla legge. Se non lo faccio incorrerò in una violazione del regolamento. Visti questi principi generali, vorrei vedere brevemente alcune ricadute pratiche poi che si devono porre in essere quando si comincia a effettuare i trattamenti. Quello che un po'
vi rimando anche per approfondimenti ulteriori a quello che dice anche il garante. Io ho riportato nella slide una scheda di sintesi che aveva fatto il garante in vista dell'entrata in vigore del regolamento, che rimane molto attuale, che è effettivamente importante. Ogni voce di questa scheda richiederebbe effettivamente un webinar di 3 ore, perché sono tutte molto molto importanti. Per questo ve ne accennerò e poi magari su alcuni aspetti potremo tornare in futuro. Ecco. Quello che va fatto di base quando si vuole impostare un trattamento, quando si vuole valutare la conformità di un'organizzazione alle norme sulla protezione dei dati personali, è operare quella che si dice una ricognizione dei trattamenti, cioè capire quali sono i trattamenti che vengono effettuati dall'ente, dal titolare. Quindi verificare quali dati vengono trattati, quali categorie, per quali finalità, e tutto questo deve essere adeguatamente documentato. Devo fare una ricognizione delle persone, cioè i soggetti che effettuano i trattamenti. Devo verificare chi è il titolare, chi sono i responsabili, verificare che i responsabili siano stati nominati e che gli autorizzati abbiano ricevuto delle istruzioni. Dovrò valutare quali sono gli strumenti che effettivamente uso per trattare i dati. Di tutte questi elementi dovrò redigere un registro. È infatti previsto dal regolamento che il titolare debba redigere un registro dei trattamenti. Appunto un registro che non è un registro delle singole attività di trattamento, non è che ogni volta che faccio un trattamento devo registrare il fatto che l'ho fatto, ma è una sorta di censimento delle categorie di trattamenti. Quindi, per esempio, se effettuo trattamenti per finalità di marketing, dovrò dare conto che io effettivamente svolgo trattamenti per finalità di marketing con queste persone, con questa funzione, usando questi strumenti, mantenendo i dati in Italia o in Europa o trasferendoli verso paesi terzi, facendo un po' una fotografia dei trattamenti sulla base di tutti gli elementi rilevanti di cui abbiamo parlato fino adesso. E questo appunto è un obbligo previsto dal regolamento per finalità di accountability, di finalità di ordine interno. Il registro dei trattamenti è un adempimento che sarebbe in realtà obbligatorio per un certo tipo di titolari, soprattutto in titolari più strutturati, secondo una prima lettura del regolamento. Però, per esempio, sarebbe obbligatorio per le imprese con un certo numero di dipendenti. Però, in realtà poi è obbligatorio anche se si trattano dati particolari, e quindi più o meno tutti i titolari effettuano trattamenti di dati particolari in molti settori, quindi alla fine in certe cose dovrebbero sicuramente fare il registro dei trattamenti e a quel punto sono obbligati a redigerlo un po' per tutte. Quindi è anche uno strumento utile in realtà perché consente di tenere sott'occhio la situazione e permette quindi di verificare se si sono tenuti in considerazione tutti i trattamenti, se si sono adottate tutte le misure previste dal regolamento, per esempio no, i responsabili sono stati tutti nominati, gli autorizzati sono stati tutti adeguatamente istruiti, quali sono le misure di sicurezza che sono state adottate. Perché un'altra cosa che andrebbe fatta, una volta che si è fatta la ricognizione dei trattamenti, è per esempio valutare qual è il rischio concreto che si associa a ciascun trattamento in relazione alle esigenze di protezione degli interessati. E anche qui dovrei fare una valutazione, dire qual è il pericolo se questi dati vengono trattati erroneamente, qual è il pericolo per i dati dei dipendenti se perdo l'integrità dei dati e quindi perdo magari i dati relativi alle ore che hanno lavorato, qual è il pericolo se viene divulgata la condizione di salute dei miei dipendenti o qual è il pericolo se i dati che tratto nel mio e-commerce, i dati dei clienti che tratto sull'e-commerce vengono rubati da una banda di malintenzionati. Ecco, dovrei valutare tutto questo e in relazione ai pericoli, quindi ai rischi concreti per gli interessati, per esempio, mi rubano i dati finanziari, i dati delle carte di credito dei miei clienti che tratto attraverso il sito, dovrei proteggere adeguatamente i dati personali. Quindi, per esempio, non dovrei salvare
i dati in chiaro delle carte di credito e dei codici, dovrei utilizzare piattaforme che consentono di fare transazioni sicure e cose di questo genere. Nelle misure organizzative e tecniche io potrei anche dare evidenza nel registro. Quindi il registro dei trattamenti diventa una sorta di checklist, una sorta di grande strumento di ricognizione di quello che faccio, delle misure che ho adottato, è uno strumento anche quello detto di accountability. Un'altra cosa che dice il garante che si può fare, si dovrebbe fare, è nominare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati che non è sempre una figura obbligatoria, è obbligatorio per gli organismi pubblici, quindi gli enti pubblici devono nominare un responsabile della protezione dei dati, le imprese devono nominarlo soltanto se particolarmente strutturate, se effettuano trattamenti particolarmente invasivi, se fanno attività di sorveglianza su vasta scala, cose di questo genere. Se hanno appunto una base di clienti che permettono un monitoraggio sistematico su larga scala, effetti rilevanti della popolazione, così via. Non è una figura necessaria, è una sorta di mini consulente interno, di mini garante interno all'organizzazione che aiuta il titolare a verificare che effettivamente sono effettivamente rispettate tutte le norme del regolamento. Quindi in realtà quello che deve essere fatto è, in ottica di accountability, un'attività di verifica sistematica, di valutazione sistematica delle attività di trattamento che vengono fatte, di documentazione, di valutazione, secondo un ciclo appunto che non è un ciclo finito, non è lo avvio una volta per sempre e poi basta, no? Costantemente o periodicamente comunque dovrei valutare le attività che vengono compiute, quali sono le loro ripercussioni sulla protezione dei dati personali, se ci sono delle misure che devo adottare per limare i rischi, per assicurare il rispetto dei principi fondamentali che regolano il trattamento dei dati personali. Per essere un po' più concreto, visto il tempo, che non è molto in questa mattinata, in rapporto all'ambizioso scopo di darvi un'infarinatura un po' generale di tutti i temi connessi alla protezione dei dati personali, volevo focalizzarmi per esempio sul tema dei trattamenti basati sul consenso. Come devo impostare i trattamenti sul consenso? Quali sono le cose che devo verificare per impostare il trattamento basato sul consenso? Devo verificare, per esempio, di aver rispettato tutte le condizioni generali enunciate dall'articolo 7 del regolamento. E quindi, per esempio, devo essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso, quindi io il consenso lo devo documentare in modo adeguato. Per esempio, con una dichiarazione scritta, per esempio, con una registrazione, per esempio, avendo una procedura sul mio sito internet che è in grado di richiedere, no, che l'interessato manifesti in modo univoco il consenso e quel consenso venga salvato e documentato con modalità tali da permettere, insomma, che non sia facilmente alterabile, non sia facilmente modificabile da me. Quindi ci sia magari un registro di tutte le attività che vengono fatte su quel sistema di gestione del consenso che renda possibile verificare se io varo e metto il consenso a posteriore oppure se effettivamente quel consenso che è registrato è un consenso che verosimilmente è stato manifestato dall'interessato. Il consenso quindi deve essere documentato in modo adeguato, il consenso deve essere, appunto, abbiamo detto prima, specifico e non può essere quindi confuso con materie differenti. Quindi se io chiedo il consenso, ad esempio in ambito di una dichiarazione scritta, che riguarda altre questioni, non so, chiedo il consenso alla profilazione, il consenso al marketing, la richiesta di consenso deve essere chiara e distinguibile. La richiesta di consenso per la profilazione deve essere separata da quella per il marketing e soprattutto deve essere chiaramente scritto per cosa sto chiedendo il consenso. Un altro aspetto che devo verificare, quindi quando documento che faccio un trattamento sul consenso, è appunto documentare come lo raccolgo, quali sono le misure che pongo in essere per documentare il consenso, come ho ottemperato il principio di chiarezza e specificità del consenso, libertà del consenso. Un'altra cosa che dovrei documentare è come ho implementato un meccanismo di revoca del consenso. Perché
Il regolamento dice che il consenso deve essere facilmente revocabile in ogni momento. L'interessato in ogni momento deve poter revocare il consenso che ha prestato al proprio trattamento. E lo deve fare in modo facile, per cui non posso fare una procedura per cui dare il consenso è facilissimo, clicca qui, e invece revocare il consenso è complicatissimo, per cui devo mandare una PEC con allegato un modulo firmato digitalmente. Devo fare in modo che tanto è stato facile dare il consenso, tanto sarà facile revocarlo. Per esempio, non so, ho dato il consenso quando mi sono iscritto al sito, devo poter revocare il consenso con la stessa facilità, magari accedendo alla mia area personale e così via. Tutto questo appunto va gestito e va documentato. Voglio raccogliere il consenso dei minori perché sono coinvolti i minori nella mia attività, ecco che dovrò rispettare i requisiti di legge. Per esempio, devo verificare che il minore abbia un'età per la quale in base alla legge può prestare il consenso. Se è un minore, se si applica legge italiana, deve essere un minore deve avere almeno 14 anni. Come faccio a verificare che il consenso sia prestato da un minore effettivamente con quell'età e identificare il minore? Non è semplice. Se avete avuto modo di seguire questo dibattito che c'è stato qualche mese fa, avete sentito, non so, che TikTok è stato oggetto di un provvedimento di sospensione, no? Del garante, il garante aveva detto: senti, ma qui mi pare che tu raccolga dati e tratti dati anche di minori di 14 anni, non accerti in modo adeguato come chi si iscrive alla tua piattaforma, qual è l'età dei minori, e quindi stai violando sostanzialmente le norme sul consenso dei minori, guarda che devi porre in essere delle misure adeguate. E TikTok, insomma, ha cercato di adeguarsi, no? al provvedimento, cancellando i profili degli utenti di quali non era in grado di accertare in modo effettivo l'età, e adeguando i propri sistemi in modo da essere più conforme alle prescrizioni del regolamento. Ma è appunto un tema che non è sempre facile da risolvere, no? Anche perché in mancanza di un sistema efficace di accertamento di identità digitale, in realtà il consenso, come faccio a essere sicuro che chi mi dà il consenso, chi si iscrive a un sito internet sia effettivamente l'interessato? No? Esistono anche questi temi. Se io metto un modulo di iscrizione alla newsletter e chiedo di inserire l'indirizzo email, se sono paranoico potrei dire: ma come faccio io a essere sicuro che chi mi mette quell'indirizzo email sia il legittimo titolare di quella casella di posta elettronica? Cioè che non sia uno che non c'entra niente, che iscrive una persona a caso alla mia newsletter, e che quindi il consenso che mi viene dato al trattamento del dato personale sia un consenso valido da parte dell'interessato. Questo è un tema su cui magari non ci si interroga molto spesso, però ha effettivamente le sue ricadute pratiche. No? Per esempio, potrei adottare delle misure di ultra sicurezza, per cui, per esempio, quando si fa l'iscrizione alla newsletter, io in realtà non iscrivo alla newsletter l'indirizzo con la semplice compilazione del modulo, ma ad esempio faccio un doppio passaggio, invio a quell'indirizzo una richiesta di conferma dell'iscrizione. Allora a quel punto, cliccando sul messaggio di richiesta di conferma, la persona confermerà l'iscrizione e avrò la ragionevole certezza che chi mi ha prestato il consenso ricevesse le mail da quell'indirizzo e quindi che fosse effettivamente il titolare. Potrei farlo, se lo facessi avrei, come dire, la medaglia d'oro per il rispetto alla privacy. D'altra parte, se lo facessi, l'agenzia di marketing che mi cura il sito, che mi cura le campagne di marketing, mi direbbe: no, ma questa procedura diventa troppo macchinosa e nessuno si iscriverà mai più alla prima newsletter, perché già tanto se mette l'indirizzo la prima volta, una volta che gli arriva l'indirizzo di conferma, magari si pente, magari non c'ha voglia di cliccare, magari non legge, apre il messaggio, non lo legge neanche e non ti conferma, e quindi stai facendo perdere di efficacia
al sistema che vorresti realizzare, no? E questo è un tema, no? Per cui appunto in questa verifica periodica delle misure, verifica periodica dei sistemi di trattamenti che imposto, le misure che implemento per essere conforme al regolamento, devo purtroppo anche fare i conti con la necessità di operare in modo efficace, quindi c'è sempre un bilanciamento, non sempre facile, tra il rispetto massimo di queste norme e l'efficacia dell'attività anche lavorativa che svolgo. Il consenso in ambito marketing è molto delicato e ci sono anche delle norme che cercano magari di favorire in certi settori la vita delle persone. Per esempio, in tema di marketing diretto, esiste un articolo, che è l'articolo 130 del Codice della Privacy, che per certe categorie di trattamenti prevede una sorta di consenso o base giuridica presunta, insomma. Per cui, per esempio, se non mi è permesso senza il consenso interessato fare chiamate promozionali automatizzate e quindi non posso fare chiamate, oppure non posso inviare mai massive, no, indirizzi pescati a caso da internet, posso però magari mandare ai miei clienti una mail promozionale che proponga beni o servizi analoghi a quelli che io ho già venduto. Se io ho raccolto nel contesto di una vendita di un prodotto o un servizio l'indirizzo di posta elettronica del mio cliente, ecco che potrò contattarlo se non si oppone, finché non si oppone, per offrirgli prodotti e servizi analoghi. E in questo caso non sarà necessario acquisire un previo consenso. Potrò farlo e eventualmente l'interessato, al quale dovrò dare la possibilità di farlo, potrà opporsi. Dicevo appunto, questa è una norma, una base giuridica sul consenso che appunto contiene una deroga al principio generale per cui il consenso al marketing dovrebbe essere sempre espresso e è collegato appunto al fatto che c'è comunque un rapporto qualificato tra chi offre il servizio e chi invia e chi appunto è destinato a veramente di promozionare. Il consenso al marketing appunto, come tutti i consensi, dovrebbe essere espresso, specifico, in formato libero. Quindi per esempio non posso chiedere un consenso multiplo, no? Chiedere il consenso per una cosa e per l'altra, chiedere nell'informativa, no? Ho letto l'informativa e do il consenso all'iscrizione alla newsletter, deve essere un consenso libero in formato specifico. Quando chiedo il consenso, se lo faccio con un modulo, il modulo non deve mai prevedere una precompilazione del campo do il consenso, cioè dovrebbe essere interessato a manifestare espressamente il proprio consenso al trattamento e la mancanza di espressione di un consenso dovrebbe essere equivalente alla non prestazione del consenso. Il consenso dovrebbe essere sempre revocabile, punto. Una cosa importante da tenere in mente, non potrei e non dovrei mai utilizzare dati pescati dai social o raccolti sul web. È scritto ieri sera un signore che gestisce un'impresa e aveva mandato a un'agenzia di marketing, evidentemente con pochi scrupoli, che aveva mandato mail all'agente, a indirizzi di mail raccolte appunto su siti internet. Uno dei destinatari ha fatto reclamo al garante e il garante ha scritto a questo signore dicendo: ma com'è che tu usi indirizzi per cui non hai mai avuto un consenso al marketing per finalità promozionali? Guarda che è una violazione del regolamento. Occorre quindi sempre tenere a mente che queste regole hanno poi qualcuno che le fa rispettare, gli interessati possono lamentarsi davanti al garante, il garante può avviare procedimenti che possono sfociare anche, lo vedremo tra 5 minuti, nell'applicazione di sanzioni amministrative. Un altro tema sul quale bisogna tenere a mente che il consenso va adeguatamente gestito e bisogna adottare sempre e aggiornare le misure tecniche per la gestione è quello dei cookie. I cookie nei siti internet, che sono quegli strumenti che sono non solo i cookie ma anche gli strumenti di tracciamento, tutti quegli strumenti di analisi comportamentale che permettono di salvare dei dati che vengono utilizzati ad esempio per profilare l'utente
che permettono di identificare l'utente, definire la sua profilazione, ad esempio per capire le sue abitudini, capire i suoi gusti e per offrirgli contenuti personalizzati. I cookies sono appunto anch'essi, il salvataggio di cookies e la lettura dei cookies sono dei trattamenti di dati personali e devono avvenire in base alla legge. A questo scopo, per esempio, esistono dei provvedimenti che attuano norme di legge, codice, la direttiva privacy, che ha una sua disciplina nel codice della privacy, e ad esempio anche qui dal 10 gennaio cambieranno alcune regole sul trattamento dei dati personali attraverso i cookie, quindi bisognerà adeguare tutti i banner dei cookies per tener conto delle linee guida che ha definito il garante con un provvedimento di giugno e che sono come dire, finalizzati a rendere più facile per gli interessati esercitare o meno il consenso al trattamento, a questo tipo di trattamenti. Quindi, per esempio, dovrà essere previsto che ogni banner dei cookie abbia un pulsante di chiusura, premendo il quale non si presta nessun consenso. Quindi chiudere il banner senza accettare cookies equivarrà a negare il consenso. Dovrà essere dato il permesso, ad esempio, agli interessati di tornare sulle preferenze espresse con facilità e modificarle in modo tale da revocare facilmente il consenso. Un'ultima cosa da tenere in considerazione quando si impostano i trattamenti è capire i trasferimenti, se si fanno trasferimenti di dati verso paesi terzi. Cosa significa? Banalmente, un trasferimento è ogni comunicazione di dati a un soggetto che può essere un titolare o un responsabile che non sia stabilito all'interno dell'Unione Europea. Ogni volta che banalmente salvo i dati in un server che si trova fuori dall'Unione Europea, sto facendo un trasferimento di dati verso paesi terzi. E questa cosa appunto è molto evidente quando si usano i servizi della società dell'informazione, perché appunto è facile trasferire i dati, perché è facile copiarli, internet non ha frontiere, però se il prestatore di servizi cloud verso il quale trasferisco i dati si trova fuori dall'Unione Europea, sto a tutti gli effetti effettuando un trasferimento di dati personali che posso fare, ma soltanto se rispetto alcune condizioni previste dalla legge. In particolare io potrei trasferire i dati soltanto se il paese verso cui li trasferisco è un paese che la Commissione europea ha ritenuto un paese adeguato, cioè in base al quale, sulla base della cui normativa esaminata dalla Commissione, si possa dire che la protezione dei dati personali riconosciuta dalla legge di quel paese è equivalente a quella europea. Io posso trasferire liberamente dati personali verso paesi che garantiscono un livello di protezione analogo a quello dell'Unione Europea. Siccome non tutti i paesi lo fanno, se non c'è una decisione di adeguatezza non posso farlo così liberamente. In particolare cosa è successo? È successo che tra Europa e Stati Uniti c'era un quadro normativo che si chiamava Privacy Shield che era stato adottato qualche anno fa e che aveva, in base al quale la Commissione aveva stabilito l'adeguatezza dell'ordinamento statunitense in materia di protezione dei dati personali. Grazie a questo signore che vedete in foto, che è Maximilian Schrems, nel luglio del 2020 il Privacy Shield è stato annullato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi è venuta meno la base per la quale era possibile effettuare trasferimenti verso l'Unione Europea, dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti, rendendo così la vita impossibile a tutti quelli che avevano servizi cloud offerti da operatori statunitensi, per esempio. Ecco che per cercare di venire incontro a questo vuoto normativo, la Corte di Giustizia aveva detto puoi usare altre basi giuridiche, per esempio puoi usare delle clausole contrattuali standard. Se tu fai dei contratti col tuo destinatario dei dati, con colui verso il quale esporti i dati, che obbligano contrattualmente quella persona a rispettare delle regole che sono, come dire, in grado di assicurare un livello di protezione adeguato dei dati, allora tu potrai trasferire i dati personali. E quindi cosa è successo? C'erano delle clausole contrattuali standard precedentemente già approvate ma erano vecchie. Nel giugno di quest'anno la Commissione ha
modificato le clausole contrattuali e approvato le nuove clausole contrattuali standard, che sono in vigore dal settembre di quest'anno. Ecco che chi aveva dei trasferimenti iniziati sulla base di contratti fatti prima del settembre 2021 dovrà un attimo verificare se il quadro contrattuale con il suo destinatario sia ancora conforme a queste clausole contrattuali standard. Se non lo fa, se non lo è, dovrebbe adeguarsi. C'è un grace period per cui entro il 27 dicembre 2022 si dovrebbe aver definito tutto, altrimenti si rischiano anche qua sanzioni. Brevemente, le violazioni dei dati personali, e qui mi accingo, cosa sono? Poi si collega a tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Violazione di dati personali è una violazione di sicurezza, un incidente di sicurezza che determina la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare. Quindi la violazione dei dati personali è un incidente che mi causa la perdita, la distruzione, la divulgazione, l'accesso non autorizzato ai dati personali. Un attacco esterno che mi ruba i dati personali. Un guasto del mio sistema informatico che mi fa perdere tutti i dati che conservavo. L'invio di dati personali a destinatari che non sono quelli ai quali io pensavo o dovevo inviare i dati. Ecco, tutte queste violazioni sono degli incidenti rilevanti perché mettono in pericolo gli interessati. E cosa è previsto dunque? Che entro 72 ore da quando io scopro una violazione di dati personali, io devo notificare al garante che c'è stata questa violazione. Devo farlo a meno che non sia altamente improbabile che la violazione abbia delle conseguenze significative. Se la violazione è particolarmente grave, dovrò anche comunicare agli interessati il fatto che c'è stata una violazione dei loro dati personali. Le violazioni di dati personali si prevengono come? Ancora una volta adottando misure tecniche e organizzative adeguate. Ancora una volta quindi devo organizzare i miei trattamenti, devo organizzare le modalità di trattamento, quindi le misure, gli strumenti che uso, le procedure che metto in atto per trattare i dati personali, le altre attività che faccio appunto in modo da essere in grado di rispettare, di assicurare che i trattamenti dei dati personali siano sicuri. Quindi anche qui devo organizzare i miei trattamenti, devo adottare delle misure che siano conformi a quei principi che abbiamo visto all'inizio della mattinata, no? Principi generali, tra i quali c'era anche appunto il principio di integrità e riservatezza. Devo porre in essere misure adeguate, misure tecniche e organizzative adeguate, anche sotto il profilo della sicurezza informatica, anche sotto il profilo dell'impostazione dei trattamenti, per essere sicuro che non ci siano incidenti che, ad esempio, mi portano alla cancellazione di tutti i miei dati, che mi portino ad alterare tutti i miei dati rendendoli non più esatti, che mi portino a perdere la disponibilità dei dati, quindi non potervi più accedere per un certo periodo di tempo, perché se io non posso più accederli, non posso più lavorarli e magari non posso più eseguire il contratto che avevo fatto con l'interessato, e quindi è un problema per me, ma è un problema anche per l'interessato. Responsabilità, infine, in caso di violazione. Violazione non soltanto violazione dei dati personali, ma anche violazione delle norme sul GDPR. Tutte queste norme, abbiamo visto, sono presidiate da delle sanzioni amministrative che sono previste dall'articolo 83 del GDPR. E sono nominalmente molto alte, possono essere 10 milioni, 20 milioni di euro, 2%, 4% del fatturato globale, chiaramente sono valutate volta per volta dall'autorità amministrativa in base alla gravità, alle conseguenze, alle caratteristiche del titolare. Ecco che, però, capite, se violo le norme del GDPR e violo una di quelle regole di cui abbiamo parlato in mattinata, potenzialmente il garante potrebbe aprire un'istruttoria e arrivare e infliggermi una sanzione amministrativa, avendo accertato che io non ho rispettato le regole che disciplinano come devono essere fatti i trattamenti. Posso avere anche una responsabilità civile. Se dalla violazione delle norme sul trattamento dei dati personali deriva un danno all'interessato, un danno che deve essere effettivo, cioè
E non basta dire ho violato le norme sul trattamento dei personali. Se l'interessato però effettivamente subisce un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, per esempio a causa della violazione dei dati personali, subisce il furto delle credenziali della carta di credito e gli svuotano il conto, ecco che io risponderò perché non ho magari protetto adeguatamente i dati personali. Se per esempio non rispetto le norme sulla sicurezza e divulgo i dati personali accidentalmente, perché magari non ho adottato specifiche misure di protezione alla divulgazione accidentale, e divulgo dei dati sensibilissimi che magari portano alla discriminazione dell'interessato sulla base di certi elementi, cioè origine razziale, etnica, religiosa o quant'altro, ecco che potrei essere chiamato a rispondere, quindi essere chiamato a pagare un risarcimento. In certi casi molto gravi potrei anche essere chiamato a rispondere penalmente se magari agisco per finalità di lucro e agisco e il mio trattamento illecito causa un danno all'interessato. Sono ipotesi molto residuali, ma ci sono. Quindi capite, tutto questo discorso della mattinata non è un discorso che poi rimane fine a se stesso, perché effettivamente queste norme sono poi presidiate da sanzioni particolarmente effettive e le autorità amministrative che le fanno rispettare ci sono. Non è così improbabile, ecco, vedersi contestata una violazione dei dati personali. Ad esempio, in materia di verifiche e di controlli, l'organo deputato molto spesso a effettuare controlli in base di conformità della normativa in materia di dati personali, ad esempio la Guardia di Finanza, che è un nucleo specializzato che magari fa delle verifiche nelle imprese, negli enti e accerta che effettivamente ci sia una conformità dei processi, delle norme, va magari a verificare il sito e controlla che il sito sia rispettoso di tutte le regole, ad esempio in materia di cookie, in materia di consenso, raccolta del consenso, chiede di acquisire una copia dell'informativa prestata agli interessati e controlla che effettivamente sia conforme alle condizioni previste dal regolamento, chiede una copia del registro dei trattamenti e se non ce l'avete dovete spiegargli perché non l'avete fatta, o se non è aggiornato dovete spiegargli perché non è aggiornato. Insomma, tutti elementi che effettivamente portano a ritenere che le norme appunto queste norme siano comunque norme effettive che devono essere valutate adeguatamente e rispettate da tutti. Rispettate appunto, e lo ripeto un'ultima volta, non solo cartolarmente, cioè non soltanto facendo le carte una volta nella vita, perché quello non vuol dire non rispettarle, ma utilizzando appunto un metodo che porti a un rispetto continuo, quindi un'implementazione continua nell'attività aziendale. Detto questo, ho cercato di rispettare i tempi che ci eravamo dati per non darvi, come dire, non sforare troppo. In chat ci sarà pubblicato, anzi vedo che è già stato pubblicato un link nel quale c'è un questionario di gradimento, per cui se avete delle indicazioni da fornire sul modo in cui è stata esposta la materia, se volete dare un riscontro, ecco, ne terremo sicuramente in considerazione. Detto questo vi ringrazio e se avete domande, se avete questioni, potete farle adesso. Vi condivido ancora lo schermo, vi do anche i miei dati, ecco, se volete che rimaniamo in contatto, possiamo sentirci uno di questi canali, insomma, e proseguire il discorso. Detto questo, grazie e vi saluto. Grazie Francesco, grazie a tutti per la vostra partecipazione e vi diamo appuntamento ai prossimi eventi del progetto Digitiamo. Grazie a tutti, arrivederci, ciao.